Allora, buongiorno a tutti, bentrovati. Vi ringrazio molto di questa presenza, che sicuramente è una presenza singolare, visto il periodo. Io sono Francesco Facci, Presidente UNEBA Veneto, che dà il via a questo convegno. Devo dire che sono anche un po' emozionato, perché in questo periodo di chiusure, di lockdown, trovarci ancora insieme in presenza è sicuramente un fatto, un fatto insolito. Allora parto con, io vi dico 3 cose e sarò anche breve. La prima parte da un grazie. Il grazie a questa organizzazione, ai suoi responsabili, partendo dal Presidente, e a tutti coloro che hanno collaborato perché questo evento di oggi e domani potesse avvenire. Vedete, sicuramente la Fondazione Opera Immacolata Concezione è un'organizzazione molto efficiente, però le azioni per fare quello che stiamo facendo oggi, bisogna crederci. Per cui il mio ringraziamento è sul fatto delle persone che credono in questa iniziativa, perché il credere nelle cose è quello che poi dà il moto e l'azione successiva. E questo è un profondo grazie, un sincero grazie che viene dal cuore. La seconda cosa è questa. Pensando a questa iniziativa che ha come tema il volontariato, la prima cosa che mi è venuta in mente sono i fondatori. I fondatori delle nostre istituzioni, io li ho sempre pensati un po' come dei pionieri, delle persone che, nonostante quello che avevano davanti, trovavano delle soluzioni che nessuno mai magari aveva pensato di trovare. Pionieri è un termine militare, un termine che dà a un soggetto l'iniziativa di esplorare un territorio, di fare strade, di creare ponti, di trovare delle soluzioni perché poi le truppe possano insediarsi. Ecco, i fondatori per me sono un po' pionieri. Ma allora la domanda spontanea che mi viene è questa. Possiamo pensare oggi di non essere dei pionieri? Non credo. In questo momento siamo sollecitati, so che qui davanti ci sono molte persone con responsabilità, ci sono molti presidenti, siamo costretti a essere pionieri anche noi, perché l'evidenza è tale che, faccio alcuni esempi semplici, il lockdown nelle nostre strutture ha colpito pesantemente non solo da un punto di vista economico, abbiamo avuto e stiamo avendo delle riduzioni importanti di entrate a causa del blocco appunto degli ingressi, ma anche dal punto di vista del personale. La fatica che facciamo oggi è drammatica, la fatica che facciamo oggi a trovare il personale. Allora, come responsabili, non vediamo delle soluzioni, dobbiamo inventarci delle soluzioni. E noi come i fondatori originari dobbiamo essere pionieri in questa situazione. Siamo chiamati, siamo necessitati a esserlo. E spero che questa occasione di questi 2 giorni, dove il tema del volontariato ricorda l'origine di tante organizzazioni, ci ricordi a noi oggi, come memento, come stimolo, che siamo chiamati ad essere nuovamente pionieri in questa fase. Dobbiamo trovare nuove strade, allacciare nuovi ponti, perlustrare nuovi ambiti che sono sconosciuti.
perché la situazione ci ha creato una situazione sconosciuta. Concludo. Io ho vissuto esattamente a febbraio, a marzo di quest'anno e ad aprile, 2 episodi nelle strutture di cluster Covid. Ed è stata una cosa molto impegnativa, una cosa che ci ha affaticato tutti, no? Soprattutto coloro che hanno vissuto questo panico, mancanza del personale, contagio degli ospiti. Allora, lo dico come prova provata. Quello che ci ha salvato, che mi ha salvato, è la relazione. La relazione che è stata messa in atto subito con i colleghi è quello che ha curato questa paura. È proprio vero il detto che la cura della relazione è una relazione di cura. Ma questa affermazione ha un prerequisito, che per me è sempre una parola che mi è carissima. Il prerequisito è la parola insieme. Solo insieme riusciamo ad affrontare situazioni così drammatiche, così nuove, così diverse, così impegnative. E questa parola, insieme, è il contrario di contro. Io ultimamente, leggendo i giornali, sentendo la TV, sento molte parole che si basano sul contro le RSA, che sono un modello vecchio e che non è più rispondente alle necessità di oggi, contro i datori di lavoro che non permettono l'uso dei dispositivi di protezione, contro... Ecco, quando sento la parola contro mi viene l'orticaria. Non è così. Non è così che dobbiamo essere uomini che costruiscono nuove ponti, nuove strade, nuovi adattamenti a una situazione nuova. È solo la parola insieme, non la parola contro, che ci può dare la via corretta, la via giusta. Pertanto, con questi sentimenti io lascio la parola al Presidente nazionale, Franco Massi, che ringrazio di essere qui e auguro a tutti buon lavoro e spero che queste 2 giornate siano veramente fruttuose al nostro cuore, alla nostra forza, alla nostra volontà di percorrere queste nuove vie. Grazie ancora. Grazie Francesco, buongiorno a tutti voi. Grazie Francesco, è esteso anche all'OIC, al suo presidente, a Fabio Toso e a tutti voi che avete accettato questa sfida di questo convegno importante di Uneba nazionale con Uneba Veneto e con l'Opera Immacolata Concezione. I convegni nazionali Uneba hanno tutti un filo conduttore. Noi ci siamo lasciati lo scorso settembre a Rimini, al convegno sugli anziani, con 2 riflessioni, o una che comprendeva due messaggi. E a Rimini abbiamo preso l'impegno di pensare di più alle povertà nascoste e alle solitudini nascoste, perché sono troppi gli anziani che vivono in queste condizioni di povertà che non vengono registrate da nessuno, che nessun servizio sociale intercetta e soprattutto le solitudini nascoste. E chi meglio dei volontari sono in grado di operare sui territori, sono in grado di colloquiare con queste solitudini nascoste e povertà nascoste.
Ecco il filo conduttore fra il convegno di Rimini e l'incontro oggi sul volontariato. Non sto a dirvi quanto sia importante l'opera dei 5 milioni di volontari in Italia. Non tutti e non solo nel settore sociosanitario. È vero, noi rappresentiamo con UNEBA il mondo del sociosanitario, travagliato in questo momento, come diceva prima Francesco, e i volontari che operano all'interno di questo mondo sociosanitario, nelle case di riposo, nelle strutture con persone affette da disabilità, nei centri per minori, nelle comunità di accoglienza per le dipendenze varie, credo abbiano un qualcosa in più rispetto ai volontari che operano sul territorio a favore della cultura, a favore dell'ambiente, a favore dell'associazionismo territoriale. Perché qui si ha a che fare direttamente con delle persone e quindi c'è la necessità, l'importanza da parte di questi volontari di trasmettere una vicinanza a queste persone bisognose, agli ultimi che sono i destinatari di queste nostre attenzioni. E quindi è un qualcosa in più. È vero, se ricordiamo, oggi siamo in piena vicenda di approvazione della legge della riforma del terzo settore. Prima il terzo settore era rappresentato prevalentemente dal sociosanitario. Poi giustamente la legge nazionale ha esteso il terzo settore a tanti altri ambienti, a tante altre attività, a tante altre. Però noi siamo ancora fermi. Terzo settore che, per carità di patria, non mi soffermo sull'argomento, faccio solo rilevare che si è iniziato a discutere della riforma del terzo settore nel 2014. Sono passati 6 anni, il tempo di 2 guerre mondiali, e la riforma ancora non c'è, non è completata. Non perché ci siamo opposti noi, anzi, e qui devo dire che UNEBA è in prima linea, si impegna quotidianamente a fianco del governo, dei gruppi parlamentari, delle altre associazioni, del forum del terzo settore per apportare il proprio contributo per accelerare il processo di definizione dei decreti attuativi. Io vedo qui in sala due persone che rappresentano UNEBA a livello nazionale, sia all'interno del Consiglio nazionale del terzo settore che all'interno della CEIE, che sono appunto Luca Degani e Marco Petrillo, che da anni stanno seguendo sia la parte giuridica che la parte fiscale per vedere finalmente l'attuazione di questa riforma. Ripeto, sono passati 6 anni, il tempo di 2 guerre mondiali. Non dico altro. Quest'anno poi, ecco perché è importante questo incontro, è significativo, perché quest'anno UNEBA compie 70 anni e domani mattina verrà presentato il volumetto curato da Maurizio Giordano, che è il nostro presidente onorario, sull'UNEBA nella storia dell'assistenza. Noi abbiamo l'orgoglio e la pretesa, no, di dire che abbiamo fatto parte della storia dell'assistenza in questo Paese, perché siamo nati grazie alla lungimiranza dei nostri padri fondatori nel 1950, nel periodo della ricostruzione morale, civile, economica, politica, associativa, culturale del nostro Paese. Hanno pensato bene questi nostri alcuni enti, alcune fondazioni, si sono messi insieme e dice fondiamo un'associazione che crei continuità, che crei una possibilità di colloquio al nostro interno per dare un contributo complessivo a questo settore molto importante. Quindi per noi questi 70 anni sono
sono importanti nonostante avremmo preferito festeggiare i 70 anni in un anno meno travagliato. Lo citavi tu prima, le RSA sono nel mirino impropriamente, perché durante il periodo di emergenza sanitaria per il Covid abbiamo assistito al primo mese tutta l'attenzione concentrata sugli ospedali, giustamente. Nel secondo mese, per 3-4 settimane, tutti addosso alle RSA. Però le RSA hanno svolto una funzione fondamentale, insostituibile, e lo sarà ancora per il futuro, nonostante qualcuno che teorizza ipotesi di assistenza domiciliare alternativa alla residenzialità per anziani e per disabili. Nonostante anche la commissione presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia, che si propone di focalizzare l'attenzione su questo nostro mondo, commissione alla quale noi abbiamo già chiesto di poter portare il nostro contributo di esperienza, di storia, di vita vissuta reale, no? Delle RSA ci sarà sempre bisogno. Certo, l'assistenza domiciliare è importante. E non ditelo all'UNEBA. Non vedo qui oggi Burattin che ha seguito il nostro rinnovo del contratto nazionale. Noi siamo l'unico contratto nazionale che prevede all'interno dell'articolato stesso qualche riga sull'assistenza domiciliare. E questo lo abbiamo fatto prima della commissione ministeriale, prima del Covid, ma abbiamo pensato che sicuramente l'assistenza domiciliare è un modo per poter rispondere alle esigenze future. E sull'RSA, e termino, noi abbiamo, l'ho detto anche l'altro giorno all'Avvenire, abbiamo la pretesa, io non uso mai termini forti, però in questo caso è necessario utilizzarli. Abbiamo la pretesa affinché il sociosanitario venga a pieno titolo riconosciuto all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Non sono due mondi diversi, gli ospedali, le RSA, il territorio, è un tutt'uno. E lo dimostrano i fatti, i dati. Oggi in ospedale, gli ospedali hanno in Italia 215.000 posti letto per acuti, più 30.000 posti letto di riabilitazione. Le RSA in Italia, le RSA quelle vere, non le case famiglia, le cose provvisorie messe insieme clandestinamente, hanno 285.000 posti letto, più 40.000 nelle RSD, nelle residenze sanitarie per disabili. E rappresentano anche in termini economici, all'interno del Servizio Sanità Nazionale, il 15% di risorse impegnate. Quindi facciamo parte, il sociosanitario fa parte a pieno titolo del Servizio Sanità Nazionale. Lo rivendichiamo, lo sosteniamo, cerchiamo di farlo capire a tutto, alle regioni, al governo, al Parlamento, a tutti coloro che si occupano di questo. Perché riteniamo con la nostra esperienza e con la nostra storia di poter dare un contributo significativo. Siamo in questa terra, dicevo prima all'eccellentissimo Monsignor Moraglia, siamo in questa terra veneta dove esistono delle fondazioni, delle istituzioni che hanno le radici profonde negli scorsi decenni o negli scorsi secoli, che hanno svolto attività e opera assistenziale fondamentale. E da queste radici noi creiamo e troviamo spunto per portare avanti sempre di più in maniera più appropriata possibile, secondo le nostre disponibilità, i nostri mezzi, le nostre possibilità, è un disegno di riordine di questo settore,
settore all'interno però di un disegno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale, che è fatto sì di ospedali, ma è fatto anche di servizi territoriali, è fatto di medici di base, è fatto di RSA, di RSD, di centri diurni, è un tutt'uno al servizio della persona, un tutt'uno al servizio di quelli che, dicevo all'inizio, si trovano oggi in condizione di trovarsi in povertà nascosta o in solitudine nascosta. Questo è il nostro compito e da questo convegno, dalle testimonianze che emergeranno anche nel pomeriggio e domani, penso si possa dare un contributo significativo all'evoluzione di questo nostro settore. Grazie a tutti voi di aver accettato e buon lavoro. Ringraziamo il Presidente nazionale Franco Massi e chiamiamo a portare il saluto Andrea Cavagnis, Presidente di Fondazione Opera Immacolata Concezione. Prego. Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Il mio benvenuto personale da parte di tutti i collaboratori che hanno contribuito a realizzare questo convegno da parte della Fondazione Opera Immacolata Concezione. Io credo che mai dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il mondo, e con esso naturalmente il nostro Paese, si sia trovato a fronteggiare un periodo così lungo di incertezze, di emergenze sanitarie e sociali, di crisi economiche e dei sistemi come quello attuale. La pandemia, tuttora in atto e in fase di aggravamento, ha portato alla esigenza e alla necessità, per chi opera nel settore sociosanitario, di adeguare le proprie strutture e il proprio modello organizzativo in un modo assolutamente inedito, con necessità di tempi di risposta rapidissimi e spesso senza il sostegno di chi avrebbe dovuto darlo. Devo dire che la grande maggioranza delle strutture ha dato delle risposte encomiabili, frutto in gran parte dell'impegno incessante e spesso eroico di chi gestisce, decide e opera. Quindi mai come in questo momento il programma e il titolo di questo convegno, Essere custodi della fragilità, riflettono il contenuto vero del nostro impegno come operatori del settore. Il mondo dell'assistenza alle persone fragili deve affrontare oggi delle sfide quantitative e qualitative del tutto inedite, tanto che io credo definirle epocali non è certamente un estremismo. Tra le quantitative ricordo l'aumento della domanda di servizi per l'incombente onda demografica dei baby boomers, affiancata da una crescente platea di persone non autosufficienti, creatasi a seguito del fenomeno di crescita della vita media delle persone. Tra le qualitative mi pare opportuno citare quelle che sono le innovazioni di processo e le nuove tecnologie, una tipologia di ospiti e clienti che è totalmente cambiata per motivi sociali, il cambiamento delle esigenze degli utenti e della struttura della domanda di servizi. Se 60 anni fa, quando siamo nati, l'attività della nostra fondazione era fondamentalmente quella di gestire un grande albergo specializzato nel target anziani, una catena presente in più località, oggi siamo diventati un soggetto che si prende cura a 360 gradi delle persone fragili, grazie a una vera e propria filiera che copre un'ampia gamma di servizi, dal domicilio, perché ovviamente stare a casa è un desiderio del tutto logico e legittimo delle persone, all'estremo opposto della residenzialità per persone autosufficienti alla ricerca di soluzioni abitative protette, alla crescente ricerca di soluzioni semiresidenziali, come i centri diurni, la residenzialità per non autosufficienti, con particolare attenzione in questi ultimi anni al crescere delle forme di decadimento cognitivo,
dalle strutture ad alta intensità assistenziale come l'ospedale di comunità, l'URT, l'hospice, i reparti per stati vegetativi permanenti, fino ai centri infanzia, alle attività educative per i giovani, all'ospitare e fornire supporti ad attività di volontariato di persone della terza età, la cosiddetta longevità attiva, un concetto qui assai caro in OIC, alle attività sportive per i giovani normodotati e in carrozzina e molto altro ancora. Ma perché questo ventaglio di fronti? Perché non concentrarsi solo sui servizi propri di una RSA? Perché il nostro modello, che lo chiamiamo intergenerazionale, che lo chiamiamo di inclusione, che lo chiamiamo di coesione sociale, o che lo chiamiamo, come effettivamente abbiamo fatto, il Civitas Vitae, il nostro modello mira proprio a questo, ad essere custodi della fragilità nel territorio attraverso una contaminazione positiva di sforzi, di idee, di iniziative, funzionali a diventare il punto di riferimento per la comunità locale nel territorio in cui ciascuna delle nostre residenze opera. In questo centro dove ci troviamo oggi, questo modello trova la sua prima applicazione pratica. Qui ogni giorno, ovviamente in una situazione di normalità non Covid, accogliamo ospiti non autosufficienti, bimbi in età prescolare, malati terminali, persone in stato vegetativo. Insegniamo l'educazione stradale ai ragazzi. Li portiamo attraverso un percorso educativo nel Museo del Giocattolo a comprendere quello che era il mondo dei loro nonni. Educhiamo allo sport giovani e meno giovani, soprattutto disabili, per restituirli a un percorso di vita attiva. Accogliamo volontari che fanno il doposcuola a ragazzi con difficoltà scolastiche. Accogliamo giovani che sperimentano le loro idee nella struttura del Talent Lab e molto altro ancora. E facciamo questo per due ragioni. La prima perché crediamo fortemente nella nostra missione, che è quella di valorizzare la longevità come risorsa e quindi la mettiamo al centro della nostra attenzione attraverso la contaminazione con la società attiva. La seconda, perché ci accorgiamo che ogni giorno che passa è necessario, nell'attuale contesto mediatico e mi si permetta ideologico, raccontare una storia diversa, identificarsi appunto come custodi della fragilità e non come stabilimenti di accompagnamento finale dei nostri ospiti. In questa sede non voglio entrare nello specifico di quanto sta succedendo negli ultimi mesi a livello di manipolazione dei dati e della realtà, di quella che è l'attività e il ruolo nella società civile del nostro settore. Sono sicuro che nel corso di questo convegno, e già il nostro Presidente nazionale lo ha evidenziato, questo tema sarà largamente affrontato e meditato. Quello che vi voglio dire è che noi pensiamo che, al di là delle ideologie, degli slogan, dei numeri artatamente manipolati, il nostro ruolo nella società civile resta essenziale, imprescindibile per una società che voglia tutelare le debolezze e le fragilità. Non solo, ma che questo ruolo ci sia abbondantemente riconosciuto dalla società stessa, che sia apprezzato ed appoggiato. E proprio a supporto di questa affermazione vi voglio brevemente raccontare di un'iniziativa che abbiamo recentemente condotto qualche mese fa, nel periodo immediatamente successivo al lockdown, nel periodo in cui si discuteva sulle aperture delle nostre residenze, sulle riaperture, sulle visite dei familiari, nel periodo in cui alcuni descrivevano le nostre residenze come prigioni dai muri inviolabili. Parlavano solo delle sofferenze che pativano gli ospiti e ancor di più i loro familiari. Proprio allora, a giugno, abbiamo deciso di fare un sondaggio tra i familiari dei nostri ospiti, non autosufficienti, per capire come la pensavano su quanto successo e sulle iniziative messe in atto dalla Fondazione nel periodo di lockdown e successivamente. Un sondaggio condotto in collaborazione con l'Università di Padova,
quindi assolutamente imparziale e su larga scala, con una platea di quasi 2.000 interessati, a cui hanno risposto ben l'85% degli invitati, un tasso di risposta assolutamente straordinario e inaspettato. Bene, tra le 11 domande a risposta chiusa e le 2 a risposta aperta, lasciate tali per indicare aree di possibile miglioramento, ben il 95% degli intervistati ha detto che la cosa più importante per la quale aveva scelto per il suo familiare la residenza era il senso di sicurezza che garantiva nei confronti del possibile contagio. E ben il 90% ha valutato in modo molto positivo le modalità con cui poteva interloquire con i nostri operatori che si occupavano del suo familiare. E così via, su 11 domande, ben 10 hanno ottenuto una valutazione media tra il 3 e il 4, che significano buono o molto buono. Solo una percentuale di rispondenti inferiore al 2% ha valutato negativamente i protocolli di sicurezza messi in atto per salvaguardare gli ospiti dal contagio e in generale le iniziative messe in atto durante il Covid. Questo per dire, e qui concludo, che abbiamo con questo sondaggio compreso di essere nella strada giusta e che la campagna mediatica di questi mesi contro le nostre residenze per anziani non era affatto condivisa dagli utenti, dai familiari dei nostri ospiti. I risultati del sondaggio sono poi stati messi a disposizione dei familiari in una serie di confronti aperti nei quali si sono date risposte, si sono condivise aree di miglioramento, si sono scambiati punti di vista in un contesto sempre molto positivo. E certamente durante questo convegno saremo lieti di scambiare con voi i risultati di questo lavoro, che a mio avviso è la migliore risposta che come fondazione, ma anche come associazione di categoria, come UNEBA, possiamo dare alle critiche faziose e ideologiche che i media e alcune istituzioni hanno mosso nei confronti delle attività sociosanitarie che svolgiamo. Mi auguro quindi che da questo convegno emergano molti spunti interessanti su questo tema. Mi auguro anche che l'associazione UNEBA ne esca più unita e quindi più forte per combattere quelle battaglie che sono vitali per il nostro futuro. E infine mi auguro che le condizioni di ambiente e di operatività consentano a tutti di continuare a perseguire il nostro ruolo di custodi delle fragilità della persona. E quindi buon convegno, buon lavoro e soprattutto buona salute a tutti. Grazie. Ringraziamo Andrea Cavagnis di questo contributo, anche che ha portato, diciamo, un significativo dato rispetto appunto a cosa pensano le persone che sono accolte presso le nostre istituzioni. Diamo la parola ora a Lisa Vacca, che conclude questa prima parte di saluti, consigliera dell'Associazione Italiana di Fundraising. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti per questa giornata, per questa presenza. Finalmente siamo tutti insieme, riusciamo a rivederci. Io sono Elisa Vacca, sono consigliere dell'Associazione Italiana Fundraiser, ASSIF. Vi porto il saluto del presidente Nicola Bedogni, che purtroppo non è potuto essere presente, e di tutto il consiglio direttivo. L'associazione è formata da un'associazione di volontariato che è formata da professionisti del fundraising, quindi da consulenti e da dipendenti di associazioni. Alcuni sono anche presenti oggi. Noi come obiettivo abbiamo quello di promuovere la cultura del dono e la figura del fundraiser. Oggi sentirete molto parlare di fundraising, anche perché con questa emergenza abbiamo sentito sempre di più questa parola, che arriva ovviamente dalla cultura anglosassone e che noi adattiamo alla nostra realtà e che aiuta le organizzazioni a crescere, quindi non solo nella raccolta fondi,
ma anche in quello che è la gestione dei volontari, in quello che è l'organizzazione, la strategia, che è un punto fondamentale. Noi siamo presenti in tutta Italia, abbiamo anche delle sedi regionali, quindi se andate nel nostro sito potete magari trovare quella più vicina a voi. Tutti i gruppi regionali fanno delle iniziative per promuovere la raccolta fondi, per promuovere il fundraising e fare conoscere la nostra figura. Siamo presenti insomma da tanto in questo settore, ovviamente, soprattutto il sociosanitario è stato uno dei primi settori che ha investito in questa attività, e durante questa emergenza molti di noi purtroppo hanno dovuto fermare le loro attività e i loro lavori, e abbiamo colto questo momento per metterci al servizio delle organizzazioni, quindi con diversi progetti. Già in altre emergenze avevamo fatto questo, ma in questa, in cui è esploso il fenomeno, insieme ad esempio ad altri partner come Italiano Profit abbiamo creato un portale, ha creato Italiano Profit, e noi come ASIF e come con alcuni gruppi di volontari sempre fundraiser abbiamo monitorato e censito delle raccolte fondi che erano state approvate dagli enti. Come sapete, in questo periodo di chiusura, di lockdown, sono esplose molto le raccolte, soprattutto sulle piattaforme online. Molti enti si sono ritrovati a dover gestire delle raccolte magari aperte da terzi, senza autorizzazione o senza comunicazione, e c'è stata anche una difficoltà nel dover gestire questa improvvisa e grandissima generosità da parte degli italiani. Quindi abbiamo anche patrocinato un altro progetto che si chiama Fundraiser per gli ospedali, dove 30 fundraiser volontari e 10 comunicatori si sono messi a disposizione degli enti per dare consigli, insomma per aiutare nella gestione di queste campagne. Molte volte nelle piattaforme c'erano problemi di accreditamento o di appunto recupero di questi fondi, e siamo riusciti ad aiutare 34 enti per circa un totale di 800.000 euro, che comunque non è, rispetto a tutto quello che è stato raccolto, insomma è una piccola parte, ma abbiamo comunque intanto aiutato, e di questo siamo felici, perché ci siamo potuti attivare e siamo potuti, come dire, rendere appunto utili in un momento in cui eravamo tutti molto spaventati, siamo ancora per carità, però molto spaventati, rinchiusi nelle nostre case davanti ai nostri computer. Insomma, questo ci ha aiutato molto, e per fortuna ha aiutato molto anche gli altri, ne siamo contenti. Oltre a questo, uno dei nostri ultimi progetti che vi volevo raccontare, perché è molto importante per noi, si chiama la coccarda del fundraising, perché le associazioni hanno la possibilità di condividere il nostro codice etico e il nostro memorandum con un memorandum per, come dire, aderire alle nostre idee e portarsi, insomma, farsi portatori della cultura del dono e del fundraising. Questo, insomma, potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito, oppure potete contattarmi. Oggi sono qui questa mattina. Vi ringrazio veramente e vi auguro un buon lavoro, perché oggi, insomma, visto le persone che parleranno, comunque si parlerà veramente del cuore della nostra attività, e grazie di tutto e buon lavoro. Chiedo di salire Monsignor Francesco Moraglia, Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, Patriarca di Venezia. Per me è un grandissimo piacere e onore di averlo qui con noi, di sentirci parte di una famiglia più grande, che peraltro è quella che ha dato stimolo e origine alla stessa UNEBA, insomma, ecco. Per cui grazie di cuore. Buongiorno, saluto tutti i presenti, ringrazio per l'invito. La mia partecipazione vuole essere un segno di attenzione, di vicinanza da parte dell'intera Chiesa del Triveneto, che rappresento qui come Presidente della Conferenza Episcopale.
È un momento di vicinanza nei confronti di enti, di persone, di istituzioni che ogni giorno accompagnano, prestano cura, assistono persone e famiglie che nel tempo in cui le persone e le famiglie vivono la fragilità hanno da dire loro qualcosa, non come un'azienda che accompagna al termine della vita, ma come una comunità che cerca di prendersi cura. Conosco le innumerevoli fatiche, le tante difficoltà che in questi mesi di pandemia si sono aggiunte a quelle che hanno comportato e stanno tuttora comportando per le vostre realtà, sia in riferimento alle possibilità di relazione con i pazienti e con le loro famiglie, sia per quanto concerne le questioni professionali e lavorative legate alle diverse figure che operano e sono essenziali nelle varie strutture. Confido che si possa trovare anche un proficuo dialogo con le istituzioni competenti, trovando soluzioni, risposte adeguate e dignitose per tutti. Il tema del vostro convegno nazionale Custodi della Fragilità dice bene, anzi fotografa esattamente la vostra vocazione, che affonda spesso le sue radici in un contesto umano e territoriale animato e fecondato dalla fede e dalla comunità cristiana. Una fede reale, concreta, che si mostra amica dell'uomo, attenta alle sue fragilità. La vostra, come tutte le vocazioni, presuppone un impegno, un compito specifico da rinnovare giorno dopo giorno in un confronto aperto con le esigenze e gli imprevisti imposti dalla quotidianità. Tutto questo nella situazione attuale risulta evidente in modo chiarissimo. La fragilità riguarda di certo in modo marcato situazioni specifiche della vita dell'uomo, ma non dobbiamo dimenticare che la fragilità è dimensione che appartiene in modo intrinseco alla nostra umanità, come per esempio ci ricorda il libro dei Salmi. Qui cito il Salmo 144, che cos'è l'uomo, Signore, che tu ne abbia cura, il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero. L'uomo è un soffio e i suoi giorni come ombra che passa. Sapete che i Salmi ripropongono non solo la ragione, la saggezza divina, ma all'interno di questa contengono anche sempre la ragione e la saggezza umana, una visione di Dio e dell'uomo, della vita, della salvezza. Per l'uomo tornare a prendere coscienza dei propri limiti, per noi tornare a prendere coscienza dei nostri limiti, della nostra fragilità, non significa essere meno uomini, ma al contrario percorrere la strada che ci conduce ad essere veramente uomini, alla gioia e alla libertà di scoprirsi creature. Tante leggi che vengono approvate anche alla spicciolata in questo periodo hanno sostituito l'uomo con Dio. Saper accettare il proprio limite attraverso la sperimentazione dei propri limiti
è in realtà la cifra di una sana e natura umanità, in armonia con sé, con gli altri e con Dio. Dio ci guardi da chi si sente onnipotente. La nostra realtà di uomini è fatta allora anche di fragilità. Per questo è importante esserne consapevoli anche quando siamo in stagioni di crescita della nostra vita. È importante dirlo ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. Si è accennato prima a un'intergenerazionalità, nipoti e nonni, nonni e nipoti, un'alleanza tra le generazioni per una città più umana. È importante allora essere consapevoli, dicevo, della fragilità a livello personale, certo, ma anche come società, perché solo in questo modo può nascere una antropologia, cioè una visione dell'uomo, può nascere una convivenza civile, può nascere uno Stato veramente sociale e non assistenziale che pone l'uomo concreto e quindi con tutte le sue fragilità al centro dell'agire culturale, sociale, politico. Se ce n'eravamo dimenticati o illusi o se pensavamo di essercene liberati, per il procedere della tecnoscienza, sicuri d'essere pressoché invulnerabili e al riparo d'ogni rischio, Covid-19 ci ha riportato bruscamente con i piedi in terra alla dura realtà. È venuta meno l'illusione di una società di perfetti, di belli, di persone di successo che i media e qualcuno che mi ha preceduto ha detto, secondo me in modo molto opportuno, ideologico, ci propongono un uomo che non esiste se non sul video della televisione. Ci siamo invece, dicevo, riscoperti impastati di fragilità e ancora ci siamo riscoperti vulnerabili. E allora questo è un tempo privilegiato per ripartire almeno in modo parzialmente nuovo, riflettendo seriamente su chi siamo, sulle nostre relazioni, un altro termine importante che è stato scandito da questo microfono prima da un relatore. Impastati da fragilità, un tempo privilegiato, riflettendo seriamente, dicevo, su chi siamo e sulle nostre relazioni, sui nostri rapporti sociali, economici, come anche riscoprendo gli elementi fondamentali della nostra società e i principi sui quali si fonda la nostra convivenza civile, accanto e oltre alla competitività, all'efficienza, alla corsa al primato, una società sana e lungimirante ha bisogno di poter contare su una ricchezza più equamente distribuita attraverso una leva fiscale più giusta. La centralità, la dignità intrinseca della persona umana che va riconosciuta in quanto tale sulla tutela della vita sempre e soprattutto quanto è più fragile, dal concepimento al natural venir meno della vita. Non ho letto ancora l'Avvenire di oggi, ma ho visto la rassegna stampa. In prima pagina mi pare che si parli dell'eutanasia in Olanda a 12 anni. Con un sistema, dicevo, di welfare che tuteli i cittadini, incominciando dai più fragili, nel rispetto della salvaguardia
delle persone, dell'ambiente, secondo un progetto di sviluppo sostenibile. E qui dico una parola importante: l'ecologia è tale se è veramente ecologia integrale, che comprende anche l'uomo. In una parola, avendo più a cuore il bene comune, che è bene di tutti, non solo di una somma di beni individuali o di una maggioranza. Dobbiamo allora dunque essere più custodi della fragilità, essendo più consapevoli di essa. La fragilità è innanzitutto parte costitutiva dell'essere umano, quindi è nostra, è mia, è di tutti, anche di chi al momento è forte e grazie alla sua forza può aiutare la fragilità degli altri. La fragilità si realizza negli anziani, nei malati, nei disabili, in tante forme che ci interpellano, con mirate e specifiche domande rivolte alla nostra società. E qui vorrei richiamare il principio della dottrina sociale, del principio di sussidiarietà, dove la vostra realtà può e deve dire molto. Ad un certo punto vorrei citare l'ultima enciclica del Papa, quella uscita pochi giorni fa, e concludo il mio intervento con queste parole del Papa. Il Papa osserva con un tocco di amarezza, diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti, ma siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e i deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni finché non ci toccano direttamente. È il numero 64 dell'enciclica Fratelli Tutti. Ecco che soprattutto per chi ha dei compiti pubblici di responsabilità, il Papa nella stessa enciclica, e riprendendo quanto aveva già detto in un discorso al Parlamento europeo, riafferma che è indispensabile aver cura della fragilità. Cito ancora le sue parole. Cura della fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura della fragilità dice forza e tenerezza, lotta e fecondità in mezzo a un modello funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla cultura dello scarto. Significa allora farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità. Credo che queste parole del Papa possano offrire spunti utili per dare un'anima etica ad ogni intervento e azione di fronte alle fragilità. Eppur essendo destinati a più largo raggio, queste parole valgono anche per noi oggi. Auguro un buon lavoro, insieme di avere tutti quella saggezza, quella responsabilità, quell'amore nei confronti del bene comune ed anche quella capacità di discernimento necessaria per riuscire, ciascuno per la sua parte, a ungere di dignità il presente, il lavoro di ogni giorno e le relazioni. Sì, le relazioni, anche le più piccole, con ogni persona, in ogni ambito e in ogni stagione della vita. Buon convegno a tutti.
Penso a nome di tutti che il grazie sia proprio dovuto. Grazie al Monsignor Moraglia abbiamo riannodato, ripreso temi che credo nei nostri cuori siano riverberati in maniera importante. Per cui il nostro è veramente un grazie affettuoso. Un abbraccio. Anche il nostro governatore per impegni istituzionali non può essere presente, ma ci ha mandato un messaggio bello che adesso ci leggerà Diana Petrin. Motore organizzativo di questo convegno, per cui un applauso caloroso. Pregiatissimi presidenti, nel ringraziarvi per il gentile invito, mi spiace di non poter partecipare al convegno Custodi della Fragilità a causa di concominati impegni istituzionali. Mai come oggi abbiamo sentito forte la necessità di difendere i nostri anziani, le persone fragili, dopo i difficili mesi del lockdown e nella continuità dell'emergenza sanitaria che ci fa ancora essere pronti per difendere la salute dei cittadini. In questo periodo non possiamo infatti abbassare la guardia, lo dobbiamo alle persone care che si trovano nelle vostre strutture e abbiamo bisogno di questo sostegno e di protezione. L'essere quindi custodi della fragilità vi dà ancora una maggiore responsabilità, ma nel novero della vostra autonomia e capacità organizzativa e decisionale avete dato prova di riuscire a proteggere i vostri ospiti e aiutare anche i minori con difficoltà familiari. È certamente simbolico che il vostro convegno avvenga proprio a Padova, che nel 2020 è la capitale europea del volontariato. Ricordo la cerimonia inaugurale con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un bel momento per ribadire la ricchezza della nostra gente in termini di volontariato. Una grande famiglia che impegna un veneto su 4 a fare del bene per gli altri. E proprio in questo anno difficile abbiamo visto quanta solidarietà, generosità esiste nelle nostre comunità, dagli operatori sanitari, medici e infermieri, ai volontari che hanno portato il cibo, i medicinali a casa di chi non poteva muoversi. Questo è il volto del Veneto migliore, operoso e solidale, pronto ad organizzarsi in modo puntuale, plurale e spontaneo per affrontare cambiamenti, emergenze e bisogni, come è successo negli scorsi mesi. Nell'augurare un buon lavoro, desidero porgere un cordiale saluto a tutti i presenti. Dottor Luca Zaia. Ricordo a Diana che la prima caratteristica del volontario è fare bene il suo lavoro come fai bene tu, per cui grazie. Allora, Marta Nalin, che sarebbe in scaletta adesso, doveva essere presente all'Alzabara del dottor Sinigaglia e doveva raggiungerci successivamente. Per motivi legati al Covid non può essere presente, pertanto passiamo a Emanuele Alecci, che abbiamo incontrato anche lunedì all'incontro col Presidente del Senato, e lo invitiamo a porgerci il saluto. Grazie. Emanuele Alecci, Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato di Padova e Presidente del Comitato Padova Capitale Europea del Volontariato. Grazie. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per questo invito e do un saluto ai non padovani.
da questa città, appunto, che è una città che è stata insignita di questo titolo di capitale europea del volontariato, in questo anno particolare, in questo anno in cui il volontariato ha fatto capire che cosa vale. Il mio è un saluto, però a me non piacciono molto i saluti e basta. Se permettete solo alcune poche parole, innanzitutto di ringraziamento, vero, per tutto quello che fate e per il modo in cui lo fate. E credo che tutto il Paese debba ringraziare l'attività di 70 anni di cura vera che voi rappresentate. Non a caso il Presidente ricordava, ma anche molto lo ricorda anche questa opera qui, che tutto nasce dal volontariato. Tutto nasce e non bisogna dimenticarlo. Non bisogna mai dimenticarlo. E non lo si dimentica tenendo le porte aperte al volontariato, come si fa nelle vostre opere, ma non lo si dimentica tenendo forte l'idea della cura. L'idea della cura è un'idea fondamentale che dobbiamo sempre tenere presente, e anche la politica sarebbe diversa se la tenessimo più presente. La cura di sé, la cura degli altri, la cura del proprio ambiente, questo atteggiamento fa sì di considerarsi persone adulte e mature. E voi siete una delle cose belle del nostro Paese. Mi è piaciuto molto il titolo che avete dato a questo incontro, assemblea, convegno, momento di riflessione. Abbiamo sentito bene cosa vuol dire fragilità, ma voglio soffermarmi sulla parola custode. Il custode è un atteggiamento di grande maturità, è un atteggiamento del mettersi un po', come dire, a disposizione, con grande umiltà, come si diceva prima, ma una custodia che alla fine diventa grande forza. Perché essere custodi di fragilità vuol dire mettere una forza incredibile che ti permette di fare cose straordinarie. Io ne ho avuto l'esempio, l'avete avuto anche voi, ma io ho avuto, se permettete la possibilità di dirlo, che in questa città di Padova il periodo Covid-19, il periodo di lockdown, mi ha fatto percepire la grande forza della solidarietà, che siamo stati bravissimi a fare in modo che la struttura organizzativa di Padova Capitale diventasse immediatamente un luogo di grande solidarietà. E quindi abbiamo visto in maniera quasi industriale un giacimento di solidarietà, una miniera di volontariato che si metteva a disposizione, e lo si è messa a disposizione perché c'era una struttura. Questo è un altro elemento che dobbiamo tenere presente, perché se non c'è una struttura la cosa diventa complicata. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo dato una mano a tante persone? Sì, ma che cosa è rimasto? Che cosa sta rimanendo? Nel racconto dei volontari che si sono messi a disposizione, anche di quelli che non l'avevano mai fatto e che quindi si sono affidati anche a una sorta di formazione che abbiamo costruito all'ultimo minuto, ma che era assolutamente necessaria, è rimasto il grande valore della relazione. Quando ci siamo trovati tutti chiusi, che nessuno si poteva muovere, la prima cosa che tutti insieme abbiamo fatto, non solo quello di mettersi attorno a un tavolo, istituzioni, chiesa, volontariato, capitale, centro servizi e tutto quello che c'era, abbiamo voluto incontrare uno a uno tutti gli anziani soli
della città. Suonato il campanello, sentire se avevano bisogno di qualcosa, un foglio di carta con un numero di telefono scritto grande, se poteva servire, una piccola attenzione che però ha fatto poi partire tutto il resto. E questi volontari che hanno fatto questa esperienza si portano a casa non solo il valore di aver fatto una cosa importante, ma si portano a casa una relazione che è continuata, un modo diverso di affrontare le situazioni difficili, il mettersi vicino e accanto di chi è più fragile, che sia anziano solo o che sia persona che non arriva alla fine del mese, perché ne abbiamo avuti anche molti di questo genere. L'altra cosa che tutti abbiamo percepito, che ve la voglio lasciare, è che quando di fronte a cose terribili, a povertà estreme, a fragilità inaudite, la risposta tecnica sembra la cosa migliore, la risposta scientifica, la risposta medica sembra la cosa migliore, abbiamo visto che l'ultima parola non è solo lì, ma c'è anche la parola di chi si mette accanto, sta in silenzio, ti ascolta, ti prende per mano. Ma le due cose insieme sono straordinarie. È questo che bisogna fare, è questo quello che voi state rappresentando, dicendo a noi tutti oggi siamo partiti dal volontariato e il volontariato non lo vogliamo dimenticare. Ecco, questo è l'augurio che vi voglio fare anche come rappresentante di Padova Capitale Europea del Volontariato. Ve lo voglio fare perché questo volontariato dobbiamo preservarlo, le norme sono importanti, ne discuterete anche oggi, però vanno anche sostenute e vanno aiutate le piccole organizzazioni di volontariato che non hanno ancora ben capito, ma in realtà ci sono anche dei problemi oggettivi, il valore di questa norma. Ma ci sono alcuni problemi che secondo il mio punto di vista vanno affrontati. È strano che bisogna affrontare una cosa quando ancora non è stata conclusa, però forse qualcosina per le piccole organizzazioni e per permettere a queste piccole organizzazioni di essere, come dire, rilevanti nel ragionamento della cura del nostro Paese, credo che sia una cosa che tutti insieme dobbiamo chiedere. Ecco, io vi auguro di non perdere questo, ma sono sicuro che sarà così, di non perdere questa tensione alla cura, il farsi accanto, il mantenere questa idealità, ma anche con una buona organizzazione, come lo dimostrate, al volontariato. Perché questo è l'unico modo per uscirne fuori. Il futuro è complicato, il futuro non è di quelli che andranno a riproporre cose che abbiamo già visto. Ci sono segnali affinché bisogna cominciare a pensare a qualcosa anche di nuovo. E il qualcosa di nuovo viene fuori mettendosi attorno a un tavolo. Io conosco molto bene questa opera e so che quello di mettersi attorno a un tavolo è lo stile di Opera Immacolata Concezione, ma è uno stile che so anche che è un po' uno stile da sempre di UNEBA. Ho avuto il piacere di lavorare molto insieme col vostro presidente onorario Giordano, sia quando era in Fondazione Italiana per il Volontariato, insieme col compianto e mai dimenticato Luciano Tavazza, ma voglio dire, so che voi avete questa grande origine e il mondo del volontariato e anche Padova Capitale vi è molto grato per tutto quello che state facendo. Vi ringrazio e buon lavoro. Ringraziamo Emanuele Alecci per queste
parole calde, affettuose e che ci stimolano ulteriormente. Tutti abbiamo apprezzato e anche conosciuto e apprezziamo Stefano Zamagni. A luglio era stato coinvolto per questa iniziativa e immediatamente, anche con entusiasmo, ha dato la sua disponibilità. Verso agosto ci ha telefonato che c'era un impegno più importante. Non perché noi siamo meno importanti, ma oggi è dal Papa, è stato convocato dal Papa, oggi e domani è un convegno internazionale, per cui ha dovuto essere assente oggi. Però ci ha donato questa intervista che noi adesso facciamo vedere sul tema che noi gli avevamo chiesto. Pertanto, anche se in maniera virtuale, è qui con noi. Per cui facciamo partire il video. Grazie. Buongiorno professor Zamagni, siamo qui oggi per il convegno Custodi delle fragilità dell'Uneva Nazionale. Ascoltando le sue parole in varie realtà, in varie situazioni, in vari convegni, credo che parlare della storia dell'Uneva, parlare della storia degli enti, voglia dire parlare di ricchezze di territorio. Ricchezze di territorio che in molti anni, oltre ad essere proprio custodi della fragilità, dare un sostegno alle persone fragili, hanno anche coinvolto moltissime risorse personali come volontari e hanno anche rappresentato un punto di riferimento per le realtà economiche del territorio per poter essere sostenuto, ma anche per rappresentare un buon esempio. Siccome lei ha parlato proprio di una visione strategica della filantropia, quindi non solo una cosa che interviene nei momenti di emergenza, come per esempio può essere stato quest'ultimo periodo del Covid, ci vuole illustrare meglio questo suo pensiero che veramente tocca proprio da vicino la realtà dei nostri enti? Grazie molte. Anzitutto desidero salutare tutti gli amici che partecipano a questo convegno nazionale UNEBA e io mi scuso ancora di poter essere presente per ragioni, come si suol dire, istituzionali, perché quello stesso giorno, il 16 e 17, l'Accademia Pontificia delle Scienze Sociali, che al momento presiedo, ha convocato la riunione del proprio Consiglio. E quindi affido a questo strumento il compito di veicolare un mio pensiero su quanto voi già da tanti decenni andate svolgendo. Ed ecco subito, sin dall'inizio, che la storia di UNEBA, di cui ho letto poc'anzi il fascicolo, il libretto da poco stampato, è una storia avvincente e meritate veramente grandi attenzioni e anche grandi riconoscimenti, cosa che non sempre è avvenuta e sta avvenendo. Entro allora nel merito della domanda che mi è stata rivolta. Prendo le mosse da questa considerazione. Il concetto di filantropia è antico, la parola stessa, filantropia è una parola greca, ed è però il modello filantropico, a partire dal 1800, ha trovato la sua luogo, culla di diffusione soprattutto in America, dove ha supplito alla carenza del welfare state. Noi sappiamo che gli americani non hanno mai avuto e mai avranno, a mio modo di vedere, il welfare state, però hanno elaborato quel modello che va sotto il nome di welfare capitalism, cioè il welfare capitalistico. E l'anno è il 1919, quando un gruppo di 5 grossi industriali americani come Ford, come Rockefeller e altri, firmano fra di loro, Carnegie famoso, firmano tra loro un accordo nel quale si dice sono le imprese, non lo Stato, che deve farsi carico dei bisogni, le necessità di coloro i quali lavorano e nelle loro stesse imprese. Quindi non hanno mai avuto e mai avranno un modello analogo a quello del welfare state, che ha visto la sua culla
in Europa, precisamente in Inghilterra, ma hanno sviluppato a far tempo dal 1919 un modello alternativo che è noto come welfare capitalism, cioè il welfare capitalistico. Qual è l'idea? Che debbono essere le imprese stesse che si fanno carico e si prendono cura dei bisogni dei loro dipendenti e dei membri delle loro famiglie. Il modello di welfare capitalism soddisfa una condizione che è quella dell'efficienza, ed è vero, perché le imprese sanno come usare efficientemente le risorse che hanno a disposizione, però non soddisfa un altro fondamentale requisito che è quello della universalità, perché se uno ha la fortuna di lavorare in quell'impresa ha la copertura, ma poiché è il welfare capitalism su base volontaria, chi ha la sfortuna di lavorare in imprese che non hanno aderito al patto non ha nessuna copertura, ed è quello che ancora oggi sta avvenendo. Basti pensare quanti sono quelli in America che non hanno alcuna copertura sanitaria. Ora, per surrogare alla mancanza di welfare state, gli americani hanno sviluppato il modello della filantropia, per cui l'impresa e anche il cittadino qualunque deve utilizzare parte del proprio potere d'acquisto per metterlo a disposizione di coloro i quali per una ragione o per l'altra si trovano nella necessità di varia denominazione. In tempi recenti, e precisamente nel novembre dell'anno scorso, Darren Walker, che è il presidente della Ford Foundation, e la fondazione Ford, come sappiamo, è una delle più grosse, delle più patrimonializzate a livello mondiale, ha pubblicato un libro di cui ancora in Italia non si vuole parlarne, nonostante siano passati ormai 11 mesi, che ha un titolo rivelatore, From Generosity to Justice, il titolo, cioè dalla generosità alla giustizia. E cosa dice Darren Walker, presidente della Ford Foundation? Dice che la filantropia, come è stata applicata in terra d'America fino ad ora, anziché ridurre, ha aumentato le disuguaglianze sociali. Forse sarà per questo che in Italia non se ne vuol parlare, perché è una scoperta che è in controtendenza e ovviamente sostiene la tesi basandosi su fatti. Dati statistici, analisi anche econometriche molto ben sviluppate e così via. Ecco allora perché è in questo contesto che da poco si è imposta la necessità di distinguere tra filantropia emergenziale e filantropia strategica. Cos'è la filantropia emergenziale, come dice il termine? Quella che serve a far fronte a emergenze, cioè dire a fragilità. C'è un'emergenza, pensiamo al Covid di quest'anno, e nascono nuovi bisogni, allora bisogna intervenire per farvi fronte in un modo o nell'altro. Quindi la filantropia emergenziale è una filantropia ex post factum, dopo che qualcosa è accaduto. Ed è questo che aumenta le disuguaglianze. Ecco perché è necessario andare verso la filantropia strategica, che vuol dire un'azione filantropica che interviene ex ante e precisamente interviene per rafforzare la cosiddetta resilienza nei confronti delle vulnerabilità. Lasciate allora che chiarisca un punto su cui la confusione è notevole. Bisogna imparare a distinguere fragilità da vulnerabilità. Le parole sono diverse e i concetti sono altrettanto diversi. Dov'è la differenza? Che la fragilità è la condizione in cui viene a trovarsi un soggetto in un particolare momento. Mi accade una malattia, mi succede qualcosa di imprevisto e sono incapace di provvedere da me stesso a ciò di cui ho necessità. Cos'è invece la vulnerabilità? È la situazione nella quale una persona si trova in un certo momento e sta benissimo, però ha una probabilità alta, di solito si dice superiore al 50%, di cadere nella situazione di fragilità su un arco di tempo che può essere un mese, un anno, 2 anni, eccetera. Allora capiamo la differenza. La filantropia strategica interviene sulle vulnerabilità, cioè prima che uno cada nella situazione di fragilità, perché come noi sappiamo intervenire sulle fragilità potrebbe essere troppo tardi.
È vero che ci sono eventi talmente imprevisti e imprevedibili e quindi, però in situazioni direi normali è sulla filantropia strategica che bisogna fare leva. Ed è questo il motivo per cui i progetti di assistenza devono intervenire sulle cause generatrici di eventuali situazioni di fragilità. Diverse delle organizzazioni che aderiscono all'UNEBA, che io conosco personalmente, magari senza rendersene conto, questo già lo fanno. E in altre parole, il loro obiettivo è aumentare il tasso di resilienza. Sappiamo che la parola resilienza vuol dire la capacità di un organismo, quale che esso sia, di far fronte agli imprevisti, di far fronte ad eventi catastrofici di un tipo o dell'altro. Diversamente, lo dico per l'ultima volta, intervenire dopo che i buoi sono usciti dalla stalla potrebbe essere troppo tardi. Ecco allora qual è la cifra, a mio modo di vedere, guardando soprattutto al prossimo futuro, di una associazione di secondo livello come UNEBA. Dobbiamo fare lo sforzo di passare dall'una all'altra visione delle cose. Perché? Perché il mondo in cui viviamo, e sarà sempre così nel prossimo futuro, sarà caratterizzato da eventi che non possono essere previsti. E allora intervenire quando l'evento avviene, come ho già detto, potrebbe essere troppo tardi. Quella di quest'anno non è certamente l'ultima pandemia. È già stato anticipato dagli studiosi che fra 8-9 anni ne succederà un'altra. E allora se io so queste cose non posso far finta di pensare che poi quando accadrà l'evento siamo di fronte a un cigno nero, come viene detto. Perché la prudenza, che è una grande virtù, mi deve obbligare a appunto predispormi in maniera adeguata. Questo evidentemente è un orientamento che anche nel nostro paese si sta diffondendo ed è importante che il convegno nazionale UNEBA, che si sta svolgendo a Padova in queste giornate, ponga al proprio centro, non che, ripeto a scanso di equivoci, che intervenire sulle fragilità non sia importante, ma è chiaro, questo deve rimanere, ma devono rimanere come fatti straordinari. Nella ordinarietà è necessario che si cambi visione di questo tipo. Questo evidentemente è vero in generale ed è vero anche per il nostro modello di welfare state. State vuol dire Stato, lo Stato che si prende cura dei bisogni dei cittadini. Quando UNEBA è nata, il modello di ordine sociale dominante era basato sul cosiddetto modello bipolare, Stato-mercato, cioè pubblico e privato. E leggendo anche il libretto che mi è stato donato, ho visto che si continua a dire che l'UNEBA appartiene al settore privato. Questo non è corretto, ma non per colpa dell'UNEBA. È perché se io penso all'organizzazione di una società come basata sui due pilastri del pubblico e del privato, il pubblico rappresentato dallo Stato e enti pubblici, il privato rappresentato dal mercato, è ovvio che associazioni come quelle che aderiscono ad UNEBA vengono inserite nel settore del privato. Ma perché non è corretto? Perché le organizzazioni come UNEBA appartengono al civile, non al privato. Ecco perché oggi siamo in grado di fare questo discorso, perché ormai è prossimo il tempo in cui tutti, anche quelli che hanno un po' fatica a capire certe cose, accettano il modello tripolare, e cioè pubblico, privato, civile. Noto che la nostra Carta Costituzionale, poiché i padri costituenti erano molto bravi e soprattutto molto preparati e intelligenti, l'avevano previsto. Dove? All'articolo 42 e l'articolo 43 della Costituzione. L'articolo 42 dice la proprietà è pubblica o privata e poi spiega. L'articolo 43 dice ma c'è anche la proprietà comune. Il comune non è né il pubblico né il privato, perché il comune fa riferimento alla società civile. E UNEBA e le sue associazioni aderenti ad essa appartengono esattamente alla comunità. Perché se io dico le UNEBA appartengono al settore privato, è un pasticcio.
guardando in avanti, perché il privato fa riferimento ovviamente alla logica di mercato. Allora arriverà qualcuno che dirà: voi siete indistinguibili da una società o impresa for profit che si occupa dell'assistenza. Oggi quante sono? Pensate agli schemi assicurativi, sono tante le imprese che si occupano di assistenza, ma lo fanno con obiettivi di profitto. Nulla di male, che sia ben chiaro, però non sono la medesima cosa del modo di operare delle associazioni che aderiscono a noi. Ecco, allora è necessario rimarcare questo. Le associazioni aderenti ad UNEBA e anche ad altri enti appartengono alla comunità, alla società civile, a quel settore che noi ormai chiamiamo del civile. E questo è importante perché il messaggio che si manda ai policy makers e soprattutto ai parlamentari, al Parlamento, perché adeguino la legislazione di conserva. Perché non possiamo continuare a pensare a queste associazioni come una eccezione. Si dice ci sono le imprese private for profit, poi ci sono queste altre che fanno delle buone cose e allora diamo loro un contentino, diamo loro ad esempio la defiscalizzazione o la riduzione delle tasse. Uno può dire meglio che niente, ma non è questo il modo corretto, perché chi ragiona così è ancora schiavo del modello bipolare e quindi è contro la Costituzione, perché la Costituzione aveva in mente un modello tripolare. Il problema è che non la leggiamo, soprattutto non studiamo i documenti preparatori che vennero scritti all'epoca, nell'immediato dopoguerra, prima di dare vita alla nostra Costituzione. Ecco perché sarebbe, per concludere, importante che in questo momento storico che stiamo attraversando, un momento molto importante di transizione, una organizzazione come UNEBA lanci questo. Basta di chiedere in maniera pietistica, con la mano tesa, l'aiuto di un tipo o dell'altro, perché questo vuol dire evidentemente delegittimare. Ed è, per concludere, importante in questa circostanza ricordare la sentenza della Corte Costituzionale del giugno scorso, di 2 mesi fa, fine giugno, la numero 131. È una sentenza rivoluzionaria, perché per la prima volta la Corte Costituzionale dice il civile ha la stessa dignità costituzionale del pubblico e del privato. Quindi basta considerare il civile come dire, l'ultima ruota del carro o la ruota di scorta, perché bisogna rivedere le relazioni tra queste 3 sfere sulla base del principio di paritticità. E questo io mi aspetto che nel prossimo futuro, quando finirà questa emergenza, le forze politiche in campo dovranno prendere atto di questa sentenza della Corte Costituzionale e tranne. Mi piace ricordare che l'estensore di questa sentenza è un docente di Padova, di diritto costituzionale, membro della Corte Suprema, che è il professor Luca Antonini. Ed è interessante che probabilmente l'avrebbe fatto anche se fosse stato docente di un'altra università, però è significativo che il professor Antonini abbia avuto il coraggio, perché ci è voluto del coraggio, di affermare in maniera apodittica, perché quando la Corte Costituzionale interviene non si può dire altro, quanto ho appena riferito. Professor Zamagni, grazie di queste sue riflessioni, ci ha dato un grande indirizzo per queste 2 giornate, perché questa visione di futuro è proprio quello che è importante avere oggi, come parlava lei, lungimiranza, quindi avere degli indirizzi, dei valori verso cui guardare e una testimonianza da dare è un grande stimolo per tutti noi. E in questi 2 giorni sicuramente avremo modo di approfondirlo. Volevo solo chiedere questa cosa. Quest'anno qui siamo a Padova, capitale europea del volontariato, e quindi volevo chiederle come, proprio per far conoscere al popolo dei volontari e poterli avvicinare e fargli conoscere questa nostra realtà, se ha qualche suggerimento, qualche idea per poterli coinvolgere nella vicinanza delle nostre realtà, dove accogliamo persone fragili ma che hanno bisogno anche di avere la presenza proprio di persone che si dedicano a loro come vicinanza. Grazie. Grazie, anche questa è una domanda molto pertinente, anzi afferente. La mia risposta è duplice. Sappiamo cosa sono le azioni di coinvolgimento. Perché in Italia in questi ultimi anni assistiamo ad una diminuzione del tasso di volontariato tra le giovani generazioni? Questo è un problema
sul quale troppo poco si medita. Il volontariato, se guardiamo i dati dell'Istat, ci dice di un esercito di circa 6 milioni di persone che sistematicamente in Italia fanno volontariato nelle diverse organizzazioni. Verissimo. Però andiamo a vedere la composizione per età. Vediamo che i volontari appartengono soprattutto alla generazione delle persone mature, anziane e addirittura dei vecchi. Negli ultimi anni la partecipazione all'agire volontario dei giovani è in calo anno dopo anno e questo è un problema. Allora, come mai? Bisogna che capiamo in cosa consistono le azioni di coinvolgimento, così si chiamano nella letteratura di settore. Di solito, alla domanda in cosa consistono queste azioni di coinvolgimento? Nel far sapere, nel far comprendere. Far sapere vuol dire dare le informazioni. Cioè io informo una platea o una comunità piccolo o grande che sia di quelli che la mia organizzazione va facendo. Ed è ovvio, perché se non circola l'informazione è ovvio che non ci possa essere una adesione di chi vuol diventare volontario. Secondo, far comprendere. Far comprendere vuol dire spiegare. Spiegare quello che si fa, come lo si fa e i risultati che si ottengono. Anche questo lo comprendo. Però manca la terza azione di cui però nessuno vuol parlare. E cioè non basta far sapere, far comprendere, bisogna far sentire. Ecco il punto. E cosa vuol dire far sentire? Vuol dire che le organizzazioni come quelle che aderiscono ad UNEBA devono, se vogliono attirare volontari, soprattutto tra i giovani, far sentire che il volontario è importante per la causa che viene raggiunta. E perché questo? Perché in ogni persona umana, ma soprattutto tra i giovani, c'è un bisogno che è fondamentale, che è il bisogno di autorialità. Autorialità vuol dire ognuno di noi ha bisogno di sentirsi autore. Autore è una parola latina, augeo, che vuol dire far crescere. Questo è vero per tutti, ma soprattutto vero per i giovani. Se allora io voglio interessare in maniera propria i giovani alla mia azione volontaria, li devo far sentire che sono importanti, nel senso che il loro contributo è fondamentale per il perseguimento degli scopi. Troppo spesso invece il volontario viene visto come il portatore d'acqua, per intenderci, qualcuno bensì utile, ma non indispensabile, e non c'è niente da fare. Quando una persona, soprattutto se giovane, si accorge di questo, non aderisce. Ecco allora il consiglio che do, soprattutto a quelli che dirigono le associazioni. Cambiate strategia, puntate sul far sentire, perché se io ti faccio sentire importante, tu stesso andrai a cercare le informazioni. Invece si fa il contrario, si riempiono le teste di informazioni, che sono ovviamente importanti, ma le informazioni agiscono sull'intelligenza, non sul cuore. Se io voglio agire sul cuore, devo fare in modo di far capire che se tu non cooperi con me, non si ottiene il risultato. E quando questo viene fatto, io vedo che i giovani a quel punto si dedicano totalmente. Ecco allora il primo consiglio. Adesso ovviamente non è il caso qui, mi manca il tempo, però tradurre questa idea in gesti concreti non è difficile. E le organizzazioni di successo hanno il successo proprio per questo, perché hanno trovato il modo di avvicinare i giovani, che non può essere il solito modo pietistico. Perché se a un giovane, anche meno giovane, ma soprattutto al giovane, si dice devi fare il volontariato, quello non viene. Perché il volontariato non può essere una obbligazione. Questo è l'errore che si fa. E bisogna capire che ognuno di noi agisce con 3 motivazioni diverse. Si agisce per interesse, e non c'è niente di male, è ovvio. Si agisce per dovere civico, dovere morale, ma c'è la terza motivazione profonda, che si agisce per amore.
Io non riesco a capire perché, non sto parlando dell'UNEBA, in molte organizzazioni del terzo settore, quelle che conosciamo, mai si faccia riferimento a questo. Si preferisce parlare, poiché la motivazione per interesse, ovviamente, il volontario non può essere pagato, allora si tende a sottolineare l'altra motivazione, per dovere. Tu hai il dovere civico. Ma siamo matti. Ma siamo matti. Il dono deve essere un gesto gratuito. Nel momento in cui tu obblighi uno a donare, non è più il dono. E soprattutto i giovani si allontanano. Ecco allora che bisogna fare leva sulla terza motivazione, che si agisce per amore. D'altra parte un genitore nei confronti del figlio fa quello che fa, poi dopo ci sono dei genitori scassati, come sappiamo purtroppo, ma quelle sono eccezioni. Un genitore normale fa quello che fa per il figlio per dovere, ma vogliamo scherzare? Dici doveri genitoriali, ma mi fa ridere quelli che ragionano in quei termini. Lo fa perché c'è un rapporto di reciprocità d'amore. Ecco allora risvegliare in tutti, ma soprattutto tra i giovani, questa idea è vincente. Perché poi il giovane, come dicevo prima, dona tutto se stesso. E per chiudere su questo bisogna sempre tenere distinto il dono dalla donazione, cosa che viene sempre confusa. Ma il dono è una cosa, la donazione è un'altra. Cos'è la donazione? La donazione è un oggetto. Può essere in moneta, in denaro o in natura, non importa. Io quando faccio una donazione ti faccio il regalo. Ora, chiaro che va bene, perché però il dono è molto di più della donazione, perché il dono è una relazione interpersonale, nella quale relazione interpersonale c'è anche poi la dazione, quella che si chiama il dare, ma questo viene all'interno di un rapporto che si stabilisce tra due o più persone. E per far capire il punto in maniera, direi, che taglia la testa al toro, usando questo io riesco sempre a chiudere il becco anche a tanti illustri filosofi che pensano di sapere tutto e invece non lo sanno, che è l'esempio di San Francesco. San Francesco era un mercante, cioè un imprenditore di successo, faceva una barca di soldi col suo padre, prima della conversione. E lui non era un tirchio, era generosissimo, era filantropo, perché lui al suo servo tutte le settimane gli diceva vai in giro col carretto nella Sisano a distribuire cibo, vestiario, eccetera, ai poveri e così via. Quindi lui faceva donazioni. Lui stava però a casa sua, nel suo ufficio, diciamo, mandava il servo. Quando si converte, qual è il primo gesto che fa ad Assisi, sulla piazza di Assisi? Il primo, va a cercare il lebbroso, che lo conosceva, che era lì vicino, lo abbraccia, lo bacia e si mette a mangiare con lui. Gli aveva portato da mangiare e mangiava assieme. Ecco, in quel momento San Francesco pratica il dono. Ecco allora la differenza. Nella donazione io ti do qualcosa, nel dono io ti do me stesso. E nel darmi me stesso io suscito in te la reciprocità, che come ho detto prima è un dare senza perdere e un prendere senza togliere. I giovani di oggi hanno bisogno di questo, perché se tu a un giovane gli dici fai la donazione, e lui ti dice perché dovrei farla? Ah, perché hai il dovere civico. Ma vogliamo scherzare? Il giovane, ma anche il meno giovane, no, si rifiuta, oggi più ancora che non nel passato, di fare. Nel passato era diverso perché la cultura dominante era basata sulla doverosità. Pensate il kantismo, Kant, il grande filosofo, che dice bisogna fare il bene perché è un obbligo. Ma come è un obbligo? Nel momento in cui lo rendi obbligante non è più il bene e così via, perché solo lo Stato può imporre. Una associazione come quelle di UNEBA possono imporre un'obbligazione di quel tipo. La seconda, direi, suggerimento è quella che riguarda il problema del, come dire, coinvolgimento nelle azioni di governance. Questo è importante. E la parola che traduce questa è coprogettazione. Come ho detto prima, se vogliamo valorizzare il potenziale dei volontari, bisogna anche farli vedere che contano. E come si fa a dimostrare loro che contano? Coinvolgerli nel momento della coprogettazione. Poi coprogettazione non vuol dire che decidono loro, però bisogna lasciare loro la possibilità di dire il loro punto di vista e di avanzare proposte migliorative
dell'azione che quella organizzazione va a proporre. Se invece l'organizzazione che ha la sua struttura presidenziale, i direttori, eccetera, decide tutto lei e pensa che il volontario esegua, allora ce lo possiamo scordare. Questo è offensivo. Il bello è che queste cose oggi le capiscono le imprese for profit e non le vogliamo capire noi di questo mondo. Questa è la rabbia che a volte mi assale. E chi mi conosce lo sa che poi in certi casi passo le botte, comincio a picchiare, perché non si può andare avanti. Ma oggi le migliori imprese, quello che ho detto, lo stanno applicando loro. Non fanno più il ragionamento di Taylor, il taylorismo, che nei confronti del giovane che arrivava in azienda gli staci tu, che sei appena arrivato, io sono quello che comando e tu devi obbedire. La stanno abbandonando, perché quel modello sta portando le imprese al fallimento. E allora non vogliamo applicarlo noi nel mondo delle nostre, nella quotidiana azione. Qualcuno dice, beh, ma loro i giovani non hanno, ma che importa che non abbiano esperienza? Falli esprimere. Fa che ti mettano giù in un pezzo di carta un'idea, poi la si discute assieme, poi ti dimostro che la tua idea non è quella giusta. E il giovane lo accetta, però intanto ha detto la sua. E io mi meraviglio che queste norme di semplice pedagogia non vengano comprese. È come un bambino. Un bambino non gli puoi dire tu devi star buono lì e imparare quello che io ti insegno. Devi fargli dire la sua. Per quello che la nostra scuola non va bene. Perché nella nostra scuola i bambini devono stare zitti, devono solo assorbire quanto l'insegnante o i professori dicono loro. Quindi ecco perché questo secondo suggerimento è altrettanto importante ed è peraltro connesso con il primo suggerimento. Se si va in questa direzione, io sono certo e sono convinto di vincere la scommessa e quindi diventare ricco, perché sicuramente la risposta supererà ogni pur ottimistica previsione. Grazie ancora professore. Direi un'ultima domanda proprio per dire qual è il ruolo nel territorio delle nostre associazioni. Se noi rappresentiamo proprio quest'anima civile nelle risorse di territorio, dobbiamo anche saper coinvolgere gli altri soggetti. Ecco, quali possono essere le indicazioni, alcuni suggerimenti proprio per coinvolgere quegli elementi, quelle situazioni, quelle realtà, quegli organismi che vorrebbero, potrebbero sostenere progettualità, che magari aspettano, attendono suggerimenti, hanno bisogno di capire chi c'è, come possiamo approcciarli, come possiamo presentarli, soprattutto non per chiedere soldi, perché credo che questo sia ormai una strada senza futuro, ma coinvolgerli in progetti, progettualità che insieme possono migliorare le realtà del territorio e magari superare quel concetto di vulnerabilità che lei ha ben illustrato prima. Grazie. Direi che ho due suggerimenti. Il primo è quello di prendere in seria considerazione il concetto di valutazione di impatto sociale, VIS. VIS, acronimo che sta per valutazione di impatto sociale. Su questo tema già da anni, pochi peraltro, in Italia si è aperto il confronto e il dibattito, però non è ancora arrivato, come dire, nella mente di coloro i quali sono addetti ai lavori. Ed è un po' un peccato, perché ci aiuta a capire tutta una serie di difficoltà che affliggono il mondo del civile, cioè di associazioni come quelle che aderiscono ad UNEBA. La parola impatto vuol dire cambiamento, e cioè non basta che un'associazione mostri con i fatti, quando fa ad esempio il bilancio sociale alla fine dell'anno o il bilancio di missione, che dir si voglia, quello che è stato fatto. Questo già avviene. Bisogna anche mostrare a chi andrà a leggere il documento o chi ha interessato alla cosa qual è il cambiamento nella realtà locale in cui l'associazione opera come conseguenza delle attività che ha svolto in quell'arco di tempo, in quell'anno. Questa è la valutazione di impatto sociale. Cioè misurare l'impatto vuol dire misurare il cambiamento. Ora, perché questo oggi è importante? È importante a livello generale perché ormai si parla di finanza d'impatto, si parla di investimenti socialmente responsabili. Cioè dobbiamo capire che ormai a livello internazionale
e sempre più nel prossimo futuro la nozione di impatto sarà centrale. Che vuol dire, lo dico per la seconda volta, che non basta mostrare che si è fatto del bene. Bisogna anche mostrare come lo si è fatto e soprattutto quali conseguenze nella realtà circostante la mia azione di bene ha prodotto. Ora, come si faccia una valutazione di impatto sociale è ancora oggetto di discussione. Ci sono proposte diverse. Ovviamente quelle di derivazione anglosassone, americana, hanno un impianto che a me personalmente non convince. E si capisce, dopo quello che ho detto in apertura di questo mio intervento. Loro hanno un'altra storia, un'altra mentalità. Perché? Perché loro riducono tutto a soldi. Cioè loro misurano il cambiamento in termini di quanti dollari in più una certa associazione ha contribuito a creare nel territorio. Questa idea in Italia non atteccherà mai, perché noi abbiamo altre storie, abbiamo un'altra concezione del mondo, abbiamo un'altra matrice culturale e religiosa diversa da quella di derivazione, come noi sappiamo, non tanto luterana, ma calvinista. Perché Lutero era una cosa, Calvino è tutta un'altra cosa. Ed è il calvinismo che è arrivato negli ambienti anglosassoni. Noi invece abbiamo una matrice cattolica, noi rispettiamo quella calvinista e viceversa dovranno fare gli altri. Quindi noi dobbiamo assolutamente arrivare a definire una metrica vuol dire un sistema di misurazione dell'impatto, generato però dalle stesse associazioni. Ecco perché sarebbe bello che una realtà come UNEBA, che è una vera forza sociale in Italia, arrivasse nei prossimi mesi o il prossimo anno, a seconda delle circostanze, a proporre il proprio sistema di valutazione dell'impatto sociale. Allora, cari amici di UNEBA, fatelo, date retta. Lo so che non è semplice. Trovate i cervelli che esistono anche in Italia, che possono darvi una mano, ma non affidate loro come si fa con il consulente esterno. Questo è l'errore. Non dovete fare l'errore di prendere dei consulenti, gli date 2 soldi, dite fatemi, no, lo dovete fare voi con l'aiuto loro. Perché solo voi che operate dall'interno siete i migliori garanti che la metrica che si va ad adottare sia quella che veramente traduce la missione propria delle associazioni di UNEBA. Perché altrimenti l'emarginazione è garantita. Perché i cittadini diranno: io voglio sapere che cosa avete cambiato della realtà. Perché non basta dire noi abbiamo aiutato coloro che soffrono delle fragilità, abbiamo aumentato diminuito la vulnerabilità, eccetera. Bisogna anche mostrare quali conseguenze con riferimento al contesto, non solo di coloro i quali sono portatori di bisogni, ma anche degli altri. E su questo direi che non ci vuole poi tanto a capire come fare a trovare un sistema di misurazione. Però, ripeto, bisogna che voi non appaltiate ad altri questo, perché se ve lo dico è perché lo so, perché molte associazioni, siccome non sono capaci, dicono ci affidiamo. Questo lo può fare un'impresa, si affida a uno studio di dottori commercialisti, questo o quell'altro, ma non lo potete fare voi. Ecco allora il primo consiglio. Se voi andate in questa direzione vedrete, primo, che vi aumentano le donazioni. Perché se io cittadino vedo che la OIC o un'altra ha un impatto di un certo tipo, mi sento coinvolto e dico io sostengo. Pensate soltanto ai lasciti. Sapete cosa sono i lasciti? I lasciti di coloro i quali non hanno eredi, perché non hanno figli, non hanno parenti stretti, eccetera. Ma sapete, se avessi tempo vi darei le cifre. Stiamo parlando di qualcosa come 1.500 miliardi in Italia, cioè di persone, di famiglie, di anziani prossimi alla morte che non sanno a chi lasciare. Una volta a chi si lasciava? Al parroco. Ma oggi è cambiato. Quindi è evidente che se io che ho un patrimonio, può essere la casa come un immobile, come un terreno, non importa, o anche il liquido, darò nel mio testamento che andrò a fare, lo lascerò a favore di quell'organizzazione che mi mostra
che è in grado di generare un impatto superiore ad un'altra e così via. Ecco allora il secondo consiglio invece è questo, io l'ho ricavato dall'esperienza americana, perché c'è da imparare dall'esperienza americana. Io insegno da 43 anni in una università americana che si chiama Johns Hopkins University e quindi ho imparato molto, perché stando a contatto con loro vedo. Le università americane sono quasi tutte appunto non profit, cioè private tra virgolette, non sono statali. Quindi loro come fanno a finanziarsi? E sto parlando delle università più importanti, con il fundraising, cioè dire con le donazioni che vengono fatte. Allora, qual è uno strumento che loro hanno escogitato e che ha un grande valore? Quello di organizzare almeno una volta l'anno, quello che loro chiamano l'evento annuale dei sostenitori della università. E li chiamano da diverse parti del mondo, li ospitano e organizzano per loro non il solito banchetto, come saremmo tentati, un evento culturalmente significativo, invitando, a seconda del tema che si sceglie, personaggi di alto calibro. Voi non vi immaginate, di solito l'evento dura un giorno, dalla mattina alla sera, però ha un impatto notevole, perché questa gente, guardando, dice, io sono un donatore, ma anche lui è un donatore. E allora scatta quel meccanismo che si chiama emulazione. Perché io ho donato 10, vedo che il mio vicino ha donato 20, diciamo allora voglio anch'io donare 20 e così via. Non solo, ma perché in questo modo l'organizzazione prenditrice di queste risorse dimostra di reciprocare. Voi mi avete aiutato, io nei limiti delle mie possibilità faccio per voi, organizzo per voi un evento di grande livello. Di solito vengono chiamati premi Nobel, vengono chiamate star di vario tipo a seconda del tema che si sceglie e per questi è una occasione di socializzazione importante. Allora, perché non lo fate anche voi? Fatelo che, se voi lo faceste, però non con l'atteggiamento appunto un po' come dire da vecchia maniera eccetera, no, dovete puntare sul livello di alta cultura, perché queste persone donatrici che appartengono evidentemente ad un certo rango hanno una fame oggi, hanno soldi, però hanno fame di conoscenza, di cultura. Voi se andate a soddisfare quell'esigenza ottenete il risultato. Può essere, ripeto, una volta l'anno, in Italia si potrebbe fare anche 2 volte l'anno, magari differenziando territorialmente, nord, centro-nord, sud, eccetera, per facilitare. Però io vi assicuro che l'effetto, noi lo facciamo perché insegno alla Johns Hopkins qui a Bologna. A Bologna c'è la Johns Hopkins University ha da 60 anni una sede secondaria. E noi tutti gli anni, alla fine di maggio, avviene l'evento. Quest'anno non si è potuto fare, lo si è fatto da remoto e la gente si è molto dispiaciuta. Perché poi cosa succede? Che la gente viene, nel caso di specie parla con gli studenti, va a vedere la biblioteca, le aule, bla bla bla, e voi potreste fare la stessa cosa. E però si offre loro un cibo culturale che è da loro molto apprezzato. Ecco, questi sono i 2 suggerimenti che mi sento di darvi. E nel congedarmi da voi vi esprimo ancora gratitudine per quello che siete e per quello che da tempo andate facendo e quindi io accompagno questo sentimento di gratitudine con l'augurio di una nuova risorgenza, un nuovo risorgimento per le vostre associazioni, perché sappiate che quello che voi fate è veramente di importanza decisiva. State sempre in gioia, perché stare in gioia aiuta molto a superare le difficoltà, in particolare a superare il misoneismo, parola greca che sembra difficile ma è facile. Misoneista è colui il quale ha paura di innovare, ha paura del nuovo e quindi tende a essere un conservatore. E chiudo con una frase di Gustav Mahler, molto efficace, quando dice: la tradizione è la salvaguardia del fuoco, non la conservazione delle ceneri. La vostra è una storia antica, lunga, però non dovete guardare al passato, guardate avanti,
perché dovete conservare il fuoco della vostra missione. Grazie e buon lavoro veramente a tutti. Grazie professore, con questi indirizzi sicuramente abbiamo tanti impegni, una strada lunga da percorrere, ma degli obiettivi che faranno aumentare sicuramente la credibilità e il valore dei nostri enti nel territorio. Grazie ancora, grazie. Senza parole, come il sole, ci ha illuminato. Invito adesso Andrea Romboli, cofondatore dello Studio Romboli Soluzioni per il terzo settore, membro del Comitato Scientifico del Master Religious Fundraising presso la Pontificia Università Antonianum, sul tema che stiamo trattando. Alla fine dell'intervento vi darò alcune indicazioni sul pomeriggio, sui workshop del pomeriggio e sulle cose pratiche riguardo al pranzo. Grazie. Bene, inizio anch'io con un grazie, che è la prima regola del buon fundraiser, è ringraziare subito, velocemente, possibilmente entro le 12-18 ore dalla donazione. Via. Quindi grazie di cuore a UNEBA, alla Fondazione, per l'invito, e sono sempre emozionato di parlare dopo uno dei miei maestri, Stefano Zamagni, mi emoziona sempre un po', e cercherò di aiutarvi a mettere a terra tutti quei concetti che il prof ci ha illustrato, partendo da concetti ma anche molta pratica. Noi da più di 20 anni ormai accompagniamo enti del terzo settore in quelli che io chiamo percorsi di sostenibilità. Per diventare grandi, per fare grandi cose, non riusciamo a farle da soli, perché abbiamo bisogno degli altri. È per quello che abbiamo creato una rete delle associazioni, degli enti che nascono perché hanno a fuoco una missione, però con la caratteristica che per poterla compiere ha bisogno di coinvolgere l'altro. E quindi, se mettete la prima slide della copertina, ecco, il mio titolo è proprio questo, come strumento di sostenibilità, okay? Con tre concetti fondamentali: il tema del dono, che il prof ci ha illustrato perfettamente, il tema della reciprocità, okay? Che è la modalità con cui desideriamo far avvenire quel dono, e infine questo impatto sociale, okay? Che è quel cambiamento, quel fare il bene che incide, che impatta positivamente, cambiando la realtà in cui opero, in meglio, che si auspica. E quindi cercheremo di fare una riflessione su questi temi. Ok, questa è una foto che ho fatto in montagna con la mia famiglia quest'estate, fatto le vacanze come tutti di prossimità nella nostra bella Italia, e a un certo punto del sentiero c'era questa foto con una via incerta, un pericolo, ok? E questa è una cosa che mi ha fatto pensare al tema del fundraising, perché il tema del dono è un tema che ci fa scommettere, ci fa mettere in rapporto con l'altro. Ogni scommessa è una sfida, quindi ha in sé il pericolo di un incerto, di un'incertezza, okay? Di quella fiducia che non possiamo tradire. Okay? Voi oggi siete qua perché avete una fiducia che vi tiene insieme da 70 anni, okay? Che è dentro una via sempre incerta, però che facciamo insieme con una certezza di fondo, che è quel fuoco, quella missione che ancora oggi vi caratterizza. Come intendiamo questo fundraising? Okay? Oggi si parla tantissimo di questo argomento. 21 anni fa abbiamo fatto ASSIF, l'Associazione Italiana Fundraiser, perché ci potessimo aiutare nel dare metodo e una cornice a un concetto ampissimo, okay? Che è quello della beneficenza, di quella che a volte viene chiamata le erogazioni liberali, le donazioni, il crowdfunding, che è l'altra splendida parola che anche questa pandemia ci ha messo davanti agli occhi, con queste piattaforme usate da Fedez, dalla Ferragni, per fare fundraising a sostegno di talune attività. Ecco, per me fundraising vuol dire non limitarci a quella filantropia emergenziale, cioè mi attivo quando ho un bisogno, ok? Quindi mi serve l'automezzo attrezzato, mi serve il forno per cuocere le ceramiche che i miei ragazzi disabili fanno nel laboratorio,
oppure ho questa emergenza mascherine, dispositivi e attivo una raccolta fondi perché senza non riesco a trovare una soluzione, ok? E queste sono azioni spot che vanno benissimo, che creano una positività in quello che avviene, ma che non bastano per strutturare il tema del dono dentro la tua sostenibilità, cioè dentro la tua finanza. Okay? Voi siete organizzazioni che hanno dei bilanci che vivono di entrate istituzionali, okay? Che talvolta come imprenditori sociali avete con accreditamenti, con corrispettivi che l'utenza direttamente vi paga, ma che non bastano per farvi fare bene il vostro lavoro di soggetti comunitari, ok? Perché se voi fate bene il vostro lavoro, quella retta, quell'entrata non copre tutto quello che c'è attorno al vostro lavoro, cioè la presa in carico della famiglia, di quella persona che accudite, le relazioni che gestite, la cura che avete, che non è solo l'assistenza, ma è molto di più. E quel molto di più è qualcosa che io sono certo voi mettete in atto e nessuno vi chiede di farlo, lo fate perché è il modo migliore per andare verso quella missione che vi ha fatto venire al mondo. Quindi quando facciamo i nostri bilanci di previsione verso verosimilmente questo periodo, adesso quest'anno approviamo anche i bilanci, però solitamente a ottobre si fa il bilancio di previsione, mi piacerebbe che nei vostri bilanci potessimo mettere nei preventivi anche le entrate da donazioni, ok? Le entrate che arrivano dalla fiducia che noi abbiamo sulla comunità. E poi vediamo qualche numero per aiutarci anche a vedere qual è il potenziale che abbiamo a disposizione, ok? Però ecco, sul tema della sostenibilità ci aggancio un'altra visione un po' più ampia, che è una visione che noi che operiamo come soggetti collettivi e comunitari dobbiamo avere, che è una sostenibilità che ha confini molto molto ampi, ok? Non siamo più la piccola realtà del piccolo territorio che fa quel lavoro magari nella frazione più sperduta delle montagne o degli Appennini, oppure in una piccola frazione dove quella realtà è il riferimento, ok? E quindi facciamo quel lavoro lì. Non è più solo questo. Perché non è più solo questo? Perché recentemente quella che viene chiamata l'Agenda 2030, con questa immagine che ormai tutti avete visto, tutti avete imparato a comprendere, cosa è successo? È successo che a un certo punto chi governa il mondo ci ha detto attenzione, governi, istituzioni, imprese, cittadini, dobbiamo cercare di lavorare insieme affinché ci sia la sostenibilità del luogo in cui viviamo e delle dinamiche sociali ed economiche che stiamo vivendo. E quindi ci hanno dato da qui al 2030 17 obiettivi, okay, da perseguire. E io sono sicuro che ognuno di voi, nella sua piccola o grande situazione, lavora su uno o più obiettivi, okay, di questo tipo, perché voi lavorate per abbattere le disuguaglianze, per sostenere le persone, per creare benessere, okay, per attivare quel volontariato di cui che Zamagni ci ha ben descritto. Quindi avere in mente questi obiettivi e poter fare i nostri bilanci, ma anche le nostre previsioni, avendo in mente qualcosa che va oltre quante persone ho aiutato, quanti salari e stipendi ho sostenuto, ma che ci permette nel nostro piccolo di capire come siamo riusciti con il nostro lavoro a impattare su quell'obiettivo che attraverso di me aiuta a combattere, a sconfiggere quella disuguaglianza o quell'ingiustizia sociale, allora io mi sento sì una persona che lavora a livello locale, ma che sta nel mondo, ok? E se questo riusciamo a trasmetterlo ai volontari, agli operatori, assumiamo una dimensione di noi che è veramente importante attraverso quel sentire che il prof si diceva. Vado avanti, fidatevi, poi vi parlo anche di fundraising, però è importantissimo che noi ci diamo lo sguardo su questo tema. E lo sguardo non è applicare delle tecniche del marketing per andare a chiedere soldi in virtù di una buona causa, ok? Non è questo per me il fundraising. Il fundraising è sì lavorare bene sulle tecniche, ma trasmettere, testimoniare, coinvolgere su una missione, ok?
È su questo che abbiamo davanti a noi l'orizzonte ed è su questo che c'è quella sfida in cui anche questo convegno cerca di raggiungere. Vado avanti con l'altra slide. Eccola qua. Ecco, la prima domanda è questa: il dono è in crisi? Okay? Questa è una domanda che ci facciamo spesso, perché tante volte ci sentiamo dire: ma sì, cosa vuoi far fundraising? Manchiamo solo noi che andiamo a chiedere. Okay? Ormai tutti chiedono. È vero, tutti chiedono musei, biblioteche, comuni, regioni, okay? Scuole. Però ecco, perché chiedono? Chiedono perché fanno quello che magari noi non stiamo facendo bene e ci caratterizza, ce l'abbiamo nel DNA, ok? Perché? Perché quello che noi organizziamo come risposta affinché sia efficiente ed efficace ha bisogno degli altri. Gli altri che sono? Sono tutti coloro che credono, sposano, sostengono la mia missione e i miei progetti. Prima il prof citava il tema dei lasciti testamentari. C'è una ricerca fatta nel 2009 dalla Cattolica di Milano in collaborazione con Banca d'Italia, Doxa e Fondazione Cariplo, dove si è provato ad andare a indagare quali erano i patrimoni senza eredi in proiezione 2009-2020. Nel 2009 si era visto che nel 2020 in Italia sono disponibili 104,7 miliardi di euro senza eredi. La spesa pubblica per la sanità italiana è 111 miliardi di euro, okay? Quindi tantissime risorse. Sapete a chi vanno questi soldi dopo 10 anni che una persona viene a mancare? Allo Stato. Non perché sia sbagliato che vadano al nostro Stato, però a voi vi interessano, a voi vi servono. Ok? Sì, sicuramente vi interessano. Allora la domanda è: ci state lavorando? Ok? E chiaramente non si va a caccia di vedovi o di vedove, ok? Cioè il tema il lascito non si chiede, il lascito è qualcosa che ti arriva perché c'è una fiducia che mi caratterizza e che si rispecchia nella mia comunicazione, nel mio modo di rendicontare, nel mio modo di far capire le cose a chi ho vicino. A me capita a volte di fare dei corsi di fundraising alle OSS e questi qua che mi dicevano: ma cosa viene a dire a noi queste cose? Però sapete che nella gran parte dei casi sono proprio gli operatori sociosanitari che sono vicini alle persone nelle strutture sanitarie, che vengono prese dalle famiglie o dagli ospiti stessi, contenti del servizio ricevuto e vogliono reciprocare e dicono: possiamo fare una donazione? E se quella persona che rappresenta l'organizzazione in quel momento è il volto che ti rappresenta, dice no, io i soldi non voglio sapere niente, no, e lì siamo finiti. Allora noi dobbiamo saper trattare il dono con metodo, sguardo, grazia ed equilibrio. Okay? Quindi questa ricerca è stata un po' messa in discussione, ma sì, questa è stata fatta prima della terribile crisi del 2012-2013. Nel 2000, allora andiamo a aggiornarla, andiamo a capire nel 2030 che dato viene fuori, e le prospettive sono ancora più incoraggianti: 129 miliardi di euro. Okay? Lavorate con i notai, mettete anche qui a Padova la presenza delle vostre organizzazioni negli studi notarili, non fate in modo che ci vada solo UNICEF, AIRC, Save the Children, per carità, benissimo che ci siano, però io che sono un anziano di questo territorio avrò più piacere di donare a uno che conosco che a qualcuno che faccio fatica a leggere il suo nome. Okay? Vado avanti sempre a ritmo alto. Il tema del 5 per 1000, okay? Io sono un paladino di questo strumento perché tanti pensano: ma anche qui manchiamo solo noi a chiedere il 5 per 1000. Questo non è vero. In Italia solo il 40% dei contribuenti assegna il 5 per 1000. Ricerca fatta da Assif incrociando tutti i dati degli ultimi 13 anni di 5 per 1000. In Italia abbiamo 16 milioni di contribuenti che lo destinano, la donazione media è 30 euro a persona. Sono un sacco di soldi. Se io mando una lettera a casa di una persona che non conosco, quella lettera ripaga i costi di invio e produzione al quarto invio. Ok?
quindi portare a casa 30 euro da una persona fisica, da un individuo, è veramente un obiettivo alto, importante, e portare a casa 1000-1500 preferenze per realtà come le vostre, che sono nei territori, è un gioco da ragazzi. Quest'anno, che una delle misure del decreto dell'emergenza Covid sul terzo settore è stato quello di erogare il doppio 5 per 1000. Per la prima volta nella storia quest'anno i nostri enti sono venuti a sapere i dati della campagna 2019 e quindi quest'anno, oltre che erogare il 2018, viene erogato anche il 2019. Per chi ha lavorato bene, questa erogazione ti salva il bilancio in questo anno. Okay? Io ho piccole realtà di piccoli territori che col 5 per 1000 si pagano i mutui della sede, prendendo 70, 80, 90 mila euro all'anno. Okay? Immaginate anche qui la potenza di questo. C'è spazio, okay? Questo è il messaggio. Il dono accade, okay? Qui 2 numeri indicativi senza tediarvi più di tanto, però per dirvi come gli italiani, noi siamo un popolo di donatori. Però accade in varie forme e quindi noi dobbiamo avere la capacità di leggere queste forme. L'Istituto Italiano della Donazione, che è un ente che da un po' di tempo lavora e ha un osservatorio stabile sul tema del dono, nel 2018 ha messo fuori una ricerca che era l'anno zero sulla donazione. Questa ricerca classifica 3 tipologie di donatori: i cosiddetti donatori di tempo, quindi chi dona tempo, i volontari, i donatori di denaro e i donatori biologici, cioè coloro che fanno in vita donazione, ad esempio di sangue, o quelli che promettono future donazioni di organi, tessuti e cellule. Okay? Questo è sempre un gesto di dono. I donatori di tempo sono classificati in 2 grandi, famiglie. I volontari informali, cioè coloro che non aderiscono a nessuna organizzazione, che di fronte all'emergenza prendono e vanno ad aiutare l'anziano del quartiere, vanno a suonare al campanello e a dirgli come stai, hai bisogno della spesa, di qualcosa, o prendono la pala durante l'alluvione e vanno a togliere il fango dalla strada di fronte a casa loro. Okay? E poi ci sono i volontari che aderiscono alle associazioni ma che partecipano solo a qualche riunione. Okay? Il pagare una quota associativa, andare 2 volte all'anno in assemblea o una volta all'anno al momento della cena sociale è talvolta vista come una delle principali forme di partecipazione. Okay? E abbiamo più di 10 milioni di persone che aderiscono alle organizzazioni e partecipano molto sporadicamente, e quello è un target su cui lavorare per innescare motivazione e senso di partecipazione. Poi abbiamo circa 6 milioni e mezzo, 7 milioni di volontari attivi, che sono quelli che in modo periodico dedicano tempo all'ente a cui aderiscono. Poi abbiamo i volontari di denaro, circa 10 milioni di donatori che donano alle organizzazioni, okay? Quindi quei soldi entrano nei bilanci dell'organizzazione, e anche qui il bilancio, quindi la struttura, per me non è un costo. Le vostre strutture, le vostre realtà sono la garanzia che quei soldi siano erogati a dovere, perché c'è un bilancio che lo testimonia. Okay? Quindi è un investimento che fa andare a buon fine la donazione. Però ci sono anche, guardate, più di 6 milioni di donatori informali di denaro. Chi sono i donatori informali? Sono tutte quelle persone che non donano agli enti, alle organizzazioni, ma che danno i soldi nel cappello della persona che chiede l'elemosina, che portano le coperte al senza tetto, o che vanno su una piattaforma di crowdfunding e fanno una donazione. Okay? Sono tantissimi. Benissimo che avvenga questo, però a un certo punto, a mio parere, serve un bilancio, cioè serve un'organizzazione che mi fa vedere, che mi garantisce che quel dono va a buon fine. Okay? Quindi ecco, sempre la giusta misura e il giusto compromesso. Vado avanti anche qui, velocissimo perché il prof ce l'ha già ampiamente detto, però dentro al dono c'è un ingrediente fondamentale, che è quello del legame. Okay? Cioè il dono lega sempre. Quando io faccio qualcosa per l'altro, lì avviene quello scambio, che non è uno scambio di equivalenti, di corrispettivi, ma è uno scambio che lo chiameremo di reciprocità.
e quindi il legame come elemento essenziale del dono. E poi un'altra parola fondamentale che più volte abbiamo ripetuto questa mattina, che è il tema della fiducia. Questa è una definizione che a me piace particolarmente. La fiducia è un po' come uno specchio, ok? Se si rompe lo possiamo riparare, ma vedremo sempre delle crepe in quel riflesso. E quindi ecco, la fiducia è qualcosa che noi ogni giorno generiamo, che dobbiamo tenere alto, ok? Con la comunicazione, senza avere dubbi sul fatto che è fondamentale comunicare quello che siamo, cosa facciamo e come lo facciamo, attraverso i nostri siti, i nostri strumenti, tutto quello che può dare gambe a questa cosa. Perché? Perché talvolta la fiducia non dipende solo da quello che noi possiamo gestire e controllare, perché noi lavoriamo sulle persone e se qualcuno combina qualche malefatta in qualche struttura dove vengono trattati male gli utenti, e questo esce sulla TV privata, sulla striscia notizia di turno, sul Padova Today, il primo collegamento che fa la persona comune è che tutti trattano gli utenti in quel modo. Scatta quel meccanismo della mela marcia, ok? Quando invece noi dobbiamo distinguerci perché abbiamo valori, abbiamo identità e abbiamo capacità di far passare un posizionamento, ok? Cioè una chiara visione, una chiara identità di quello che siamo e di quello che facciamo. Opposto alla fiducia c'è un'altra parola, che è sfiducia, ok? E questa ve l'ho messa perché è una cosa che mi fa terribilmente arrabbiare, nel senso che tutti gli anni Doxa tira fuori una ricerca che si chiama Italiani Solidali, cioè alcune grandi organizzazioni non profit italiane commissionano a Doxa una ricerca sull'andamento delle donazioni e le disponibilità di dono delle persone. Mentre negli anni della crisi economica più profonda, 2012-2013, al primo posto del perché tu non fai più donazioni, perché non doni più, la prima risposta era non dono più perché ho meno soldi, faccio fatica, ho dovuto rinunciare a quell'aspetto. L'ultima ricerca uscita l'anno scorso invece ci dice, mette al primo posto un'altra motivazione, quindi ho meno soldi è andato al secondo posto e al primo posto c'è una motivazione che è questa: non mi fido, non c'è trasparenza, non capisco dove impiegano quelle risorse. Ecco. Mentre sulla ho meno soldi ci possiamo, ahimè, far poco, cavoli, la seconda è tutta nelle nostre mani. Allora, il tema del rendere conto è un tema vitale, intrinseco per le normative amministrative e fiscali dei nostri enti, ma questo non basta. Okay? Occorre che iniziamo ad andare verso quella che il prof ci diceva, dimostrazione dell'impatto, cioè di come ho investito quelle risorse e di come ho cambiato in meglio la vita di quelle persone. Qua, ecco, è un semplice schema che mette nero su bianco quello che ci ha detto il prof prima. Okay? Gestire i nostri enti è particolarmente difficile. Okay? Siamo in buona compagnia nel far fatica, perché a noi non basta far bene il nostro lavoro, okay? Perché tanto di quello che facciamo non ce lo paga nessuno, anzi, più lo facciamo bene, più ci viene chiesto di farlo ancora meglio, senza aumentarci le entrate. Ok? Quindi oggi chi fa fatica è chi lavora bene, non è chi lavora male nel nostro settore. Perché? Perché dobbiamo avere sempre presente che dall'altra parte non c'è, abbiamo il beneficiario come focus primario, ma dall'altra parte c'è quel soggetto che ci permette di tenere in piedi quel livello di assistenza, di aiuto, di strategia, che è un terzo pagante, accreditamento, convenzione, ok? Ma è anche un donatore che mi permette di fare quello che il mio bilancio non mi fa più fare. E noi in cambio cosa diamo a quel donatore? Lui ci dà denaro, tempi, beni, in cambio cosa gli diamo? Gli diamo quella particolare categoria di beni che solo noi sappiamo produrre, che sono i beni relazionali. Okay? Trovano in noi quel coinvolgimento, quel senso che li fa essere contenti di darci una mano. Quindi vado avanti anche qui con delle sfide, con dei messaggi. Io vorrei che uscissimo da qua con lo sguardo di dire ok, possiamo fare anche noi un percorso
per incrementare e creare sviluppo sul tema del dono. Okay? La crescita è un concetto diverso dallo sviluppo. Okay? La crescita è un concetto di ammontare matematico, addizionale. Lo sviluppo è un concetto moltiplicativo, perché lo sviluppo reale avviene se c'è una crescita della persona in quel tipo di attività moltiplicativa, ok? Cioè io non posso fare crescita senza non considerare il bene delle persone, la loro soddisfazione, ok? Quello che talvolta hanno fatto i grandi imprenditori del passato, ok? Quindi lo sviluppo è crescere come organizzazione, ma non dimenticarsi le persone e la loro dignità e quello che avviene. E sapete che c'è un museo a Torino che si chiama Palazzo Madama, che doveva acquistare qualche anno fa un set di ceramiche appartenute alla famiglia d'Azeglio. Il collezionista tedesco che aveva queste ceramiche, per venderle a Palazzo Madama, voleva 80.000 euro. Palazzo Madama non li aveva quei soldi, quindi cosa fa? Lancia una campagna di raccolta fondi. La domanda è: tu doneresti per acquistare e portare in Italia in un museo quelle tazze, tazzine, bicchieri, brocche che vedete in quel monitor? In una Torino piena di problemi sociali? Tu doneresti? Ok, probabilmente io no, alcuni di noi no. Ok, loro però cosa hanno portato a casa? Pensate, in un mese di lavoro 1.585 donazioni, equivalenti a circa 80.000 euro tramite web. Hanno messo delle urne nel museo che in totale hanno portato a casa 95.000 euro. Quindi la domanda che sorge spontanea è: come cavolo hanno fatto questi qua a portare a casa 90.000 euro per queste ceramiche? E qui c'è il metodo. Quando io chiedo qualcosa a qualcuno, devo sapere a chi devo scrivere. Cioè, chi è colui che è disponibile a credere nella mia buona causa, che io ho trattato male disprezzandola, ma che è una cosa bellissima dal punto di vista culturale, ok? Colui che ne comprende il valore. E loro a chi hanno chiesto? Non hanno chiesto mettendo una campagna sulla stampa di Torino, che avrebbe avuto un boomerang terribile rispetto ai problemi veri che la città ha, ma hanno chiesto ai 5.000 abbonati al distretto museale città di Torino, cioè a coloro che avevo database e che conoscevo perfettamente. Conosco chi sono, quali sono le loro abitudini al dono, come interagiscono con me, come sono abituati ad acquistare i biglietti e prenotare la visita, e che sono coloro che comprendono il valore. Ok? Stessa cosa è per noi. Noi coinvolgiamo se iniziamo a trattenere non solo i dati economico-finanziari, ma anche quella che io chiamo la nostra contabilità sociale, cioè quella contabilità di relazioni che ogni giorno voi avete, ne avete tantissime nella vostra storia, nel vostro quotidiano. Ecco, però se io non ho metodo, accadono anche cose del genere. Vuole donare 2 milioni all'ospedale, ma non fa l'aspettare e se ne va. Mi auguro che non sia una delle vostre strutture. Ok? Un signore di Ragusa che ha fatto la fortuna all'estero, torna nel suo paese perché vuole donare 2 milioni di euro all'ospedale gestito dall'ASP. Ok? Il direttore cosa fa? Lo mette in attesa in una sala rovente a 2000 gradi. Questo qua dopo un po' si spazientisce, esce da lì e va nel giornale locale a raccontare l'accaduto. Ok? Questo perché accade? Perché in quel luogo mai nessuno aveva parlato di dono. Ok? Voi dovete avviare un percorso di studi, domattina lo presentate, parlate di dono in quel percorso di studi. Ok? Cioè fate capire come il dono è qualcosa che ha uno sguardo diverso da quello che è lo scambio di equivalenti, da quello che è l'interesse. Ok? Il dono è qualcosa che crea una relazione, un legame che non posso tradire, devo avere attenzione a quello sguardo lì. E la sfida è quella della misurazione del valore, ok? Questa è la grandissima sfida che ha il fundraising oggi. Mentre prima il classico ciclo del progetto, rendere conto era l'ultimo tassello, oggi rendere conto è il primo, è quello che apre. Cosa ne farai con quei soldi? Come li spenderai? Perché devo darli a te e non a quello là? Ok?
Allora la misurazione del valore è fondamentale e noi oggi sappiamo quanto costano le cose, ma non quanto valgono talvolta, ok? E qui viene tutto fuori quell'intangibile, quel valore di quanto costa chiudere una struttura, tenerla aperta, dialogare con tutti coloro che sono attorno a quell'ospite, a quel beneficiario e gestire in maniera condivisa le nostre strutture. Questa è la fatica di un ente di tipo associativo, ok? Non c'è una proprietà, c'è una condivisione. Vai, no, non va avanti. Vai tu. Ok. Vi faccio vedere proprio una cosa che dura 3 minuti. Noi un po' di tempo fa siamo stati chiamati da un'importante realtà che ha sede a Sestri Levante, in provincia di Genova, che è il Gruppo Tassano, una realtà che aggrega tante imprese sociali di quel territorio che fanno in prevalenza inserimento lavorativo, ma non solo, e che nascono dal carisma dell'economia di comunione, okay, intrinseco al movimento dei focolarini. E loro ci hanno chiamato perché volevano fare quello che il prof Zamagni vi ha suggerito, cioè possiamo iniziare a far capire al nostro territorio che non siamo solo gestori di servizi, ma vogliamo essere imprenditori sociali di quei servizi. E facciamo tanto e non passa quel tanto, perché noi siamo concentrati nel quotidiano emergenziale a far quadrare i conti e a combattere per non perdere quella gara. Okay? Allora abbiamo fatto tutto un lavoro durato più di 1 anno insieme a loro e abbiamo insegnato a farselo, okay? Perché è vero quello che dice il prof, l'esterno non ti risolve i problemi, l'esterno ti aiuta a fare qualcosa che tu devi fare per natura, perché chi lavora con i soldi degli altri deve per natura rendere conto agli altri, al di là delle norme. Quindi siamo andati a misurare qual è il valore degli inserimenti lavorativi, cioè loro danno lavoro a tantissime persone con tantissime tipologie di disagio. E siamo andati a vedere come €1 di commesse o di donazione dato a una realtà di questo consorzio, di questo gruppo, producesse un valore molto più ampio, che va da €1,50 a €2,50, dipende dal tipo di persona che vado a impiegare in quei servizi. La cosa più interessante però non è solo il dato economico, matematico, ma è quello che è emerso parlando con circa 52 utenti, cioè persone, ragazzi e ragazze, famiglie, che hanno beneficiato di quel lavoro. E quindi vi voglio far vedere un video di 3 minuti, abbiate pazienza, però che è un video che racconta dai protagonisti un valore evidente che prima non conoscevamo. Okay, ve lo faccio vedere, dura 3 minuti, poi ci andiamo verso le conclusioni. Mi chiamo Vincenzo, Bartolone di cognome, sono originario della Sicilia, abito qui da una quindicina d'anni. Attualmente lavoro all'Intesa San Paolo di Sestri Levante, che è qua dietro. Mi occupo di assistenza alla clientela principalmente. Ho lavorato in precedenza presso il Consorzio di Cooperative Roberto Tassano su a Casarza. All'inizio mi ci trovavo un po', come dire, non dico un pesce fuor d'acqua, però dovevo prenderci l'abitudine a abituarmi al pensiero che lavoravo in banca. Metto impegno, metto anche la passione, perché l'importante è avere passione in quello che fai, altrimenti non ti passa più, ti diventa una tortura. Tassano ringrazio per comunque avermi dato una possibilità di un lavoro, perché di questi tempi, ripeto, è una cosa importante. In Liguria in generale, in particolare su Chiavari rispetto ad altre città o altre realtà sia in Italia che fuori dall'Italia, il trovare persone non è semplice. Guarda, c'è questa possibilità, Luisella, io ti consiglio di provare per 3 mesi. Noi per 3 mesi ti aspettiamo, se non va bene torni qua. Ero quasi incredula che io potessi essere assunta da un'azienda di quel livello, una multinazionale. Quindi cerchiamo persone che abbiano una forte motivazione, che abbiano una forte voglia di portare avanti il lavoro, qualsiasi sia il lavoro e qualsiasi sia il livello. In relazione all'inserimento che abbiamo avuto tramite il gruppo Tassano, noi abbiamo avuto dei riscontri positivi, sia a livello di serietà della persona e del suo coinvolgimento. Quello era il mio ambiente e loro hanno
saputo farmi ritornare nel mio ambiente. Non dando dei limiti a me, sono potuta crescere tantissimo. Quindi il pensiero, non so se sia più o meno comune, ma comunque il pensiero che qualcuno può avere che persone con una qualsiasi tipo di disabilità possono essere complicate da coinvolgere in una realtà aziendale, anche internazionale, strutturata come può essere la nostra, Freddy, per me è un pensiero sbagliato sostanzialmente, lo posso dire per esperienza diretta. Hanno saputo cogliere la richiesta e proporla alla persona giusta. E credo che ancora possa succedere questa cosa. Cercate di credere in voi stessi e non escludere mai nessuna opportunità. Forse è questo che mi aiuta. Anche quando devo fare una cosa, non ci riesco, devo vincere io. E questo l'ho imparato, a credere in me stesso. E lo imparo ogni giorno sempre di più. Bene, questo parla più di qualsiasi altro rendiconto. E come queste sono storie di persone che hanno fatto percorsi di lavoro, io immagino quante milioni di storie avete voi di persone che hanno fatto percorsi di cura, percorsi di accompagnamento, a volte non c'è un bel finale, ma il fatto che l'abbiamo fatto insieme crea un valore buono, sociale, benevolo, che rimane nelle persone, ok? E quindi vado avanti su quella che è la nostra idea di fundraising, e qui ecco cito il prof perché io sono stato uno dei suoi primi studenti quando nel 97 a Forlì è stato creato il primo corso di laurea sugli enti non profit in Italia, e la cosa che mi ha colpito quando il prof ci spiegava questo concetto è proprio che non basta fare del bene alle persone, questo oggi lo fanno tutti, ok? Imprese for profit, imprese benefiche, cittadini, istituzioni, ma quello che mi interessa è proprio quello di costruire relazione fra le persone, cioè quello che viene chiamato capitale sociale, ok? E quindi al di là di quello che è l'ultima riga del vostro bilancio, l'ultima casella, e quello è un numero importantissimo che è la sostenibilità della vostra struttura organizzativa, però c'è un altro bilancio che è quello del capitale sociale che avete, che è altrettanto importante. Quindi il fundraising è qualcosa che vuole fare in modo che in un dono fatto ci sia un dono accolto, cioè che la persona riconosca chi sei tu, e tu non sei un soggetto parapubblico, tu sei un ente che nasce su una missione ancora attuale e necessaria oggi, anzi oggi c'è ancora più bisogno di noi, e quindi non è solo il fare del bene, ma creare relazioni, capitale sociale. E poi arriva il punto fondamentale: la vera organizzazione non profit non si limita a fare per gli altri, ma fa con gli altri, ok? E quel con è l'aspetto più bello e sfidante della partita. Io l'ho imparato quel con quando nel mio primo lavoro, fatto a 23 anni, in una cooperativa sociale sempre di inserimento lavorativo di persone disabili. E io ero quello che era negli uffici ai piani alti, con i laboratori dove i ragazzi ogni giorno facevano le attività. E un vecchio ragioniere che seguiva la cooperativa da tempo mi disse: ma come va qua? Sei contento di lavorare qua? Io sì, sono contento perché sono qua per loro. No, non sei qua per loro, loro sono soci come te, tu sei qua con loro per creare una risposta più grande a problemi che domani vogliamo non ci siano più, ok? Allora quel con per voi cosa diventa? Diventa la grande sfida della coprogettazione, del costruire soluzioni insieme all'utenza e alla sua famiglia. Okay? Lo vedrete anche quando parlerete di trust, di durante noi, dopo di noi. Cioè le persone ci affidano un loro figlio, un loro familiare. Okay? E quindi quel con vuol dire che decidiamo insieme come costruire quel rapporto di reciprocità, e non quella prestazione conto prestazione e basta, ok?
Quindi, andando verso la conclusione, ma ho un problema, vai tu per favore, ecco, quel fare con, alla fine, e arrivo alla pratica, inizia dal tuo piano strategico. Voi avrete un piano di impresa, avrete un piano di sviluppo, avrete qualcosa che il CDA, il consiglio direttivo della vostra organizzazione ha deliberato come piano di lavoro e di gestione, ok? Dentro quel piano, a fianco di quel piano, dovete andare a innestare il piano di comunicazione, fundraising e impatto sociale. Cioè un documento che prende i vostri obiettivi e li aiuta nel loro raggiungimento. E per fare bene questa pianificazione, questa strategia, bisogna farsi tante domande, che sono le domande fondamentali, che vi fate ogni anno, quando scrivete, o ogni 2 anni, qual è la vostra intensità nel mettere in piedi una strategia. Ed è fondamentale comprendere che senza strategia, cioè senza sguardo strategico, questa è l'unica forma di fundraising possibile, okay? Quella spot, quella occasionale, quella che copre mette una pezza a quel problema o ci risolve un aspetto di un problema, ma non genera una soluzione strutturata, un cambiamento positivo su quei beneficiari. Ok? Vado velocissimo sulla conclusione. Quindi se fundraising vuol dire costruire relazioni, generare rapporti, condividere fini, ecco attenzione, questo è importantissimo, gli imprenditori talvolta si mettono assieme per condividere strumenti, ognuno per il proprio fine. Noi invece ci mettiamo assieme perché condividiamo strumenti, cioè capacità, ma soprattutto condividiamo il fine ultimo, che ci accomuna, okay? E che è il vostro senso. Quindi raggiungere obiettivi, costruire risposte, tessere legami, e la parola legami non è messa lì casualmente, ma io mi lego all'altro, e coinvolgere e rendere conto, okay? Questo sempre dal primo passaggio. Queste che vi ho detto sono le capacità dell'imprenditore sociale. Mi piace vedervi così, anche al di là della forma giuridica che avete, voi gestite delle partite. Allora possiamo farlo in 2 modi, o diventando dei buoni gestori, ma con un pubblico che fa sempre più fatica a farci stare in piedi adeguatamente, oppure essere comunque buoni gestori, per carità, teniamoci quegli accreditamenti, ma diventare imprenditori sociali, cioè che riescono a fare la differenza perché costruiscono soluzioni, con i mezzi e le risorse che riescono a intercettare, anche donative. Quindi l'imprenditore sociale massimizza la propria utilità, ma il profitto, ecco, non è il fine a se stesso, ma quello che mi interessa è il benessere, l'impatto, i valori che avete. E a me i vostri valori interessano, se no siamo tutti uguali. Prendiamo gli statuti, sono tutti precisi, li fa un giurista, un tecnico, e quindi è inevitabile che rispecchiano le norme, però ci sono l'identità, le vocazioni che sono fondamentali. Quindi concludo con questa citazione che abbiamo usato lo scorso Natale come studio nei nostri auguri di Natale, ed è stata mai come quest'anno azzeccata, che è questa, che è dentro situazioni di fragilità che si scopre che nessuno può salvarsi da solo, che dipendiamo uno dall'altro e che questa dipendenza non è un limite alla nostra libertà. La fragilità diventa la condizione per realizzare delle possibilità, okay? E questo è quello che voi siete riusciti a fare da 70 anni a questa parte, cioè di fronte a un problema talvolta irrisolvibile o a situazioni assolutamente difficili da affrontare, siete riusciti con tutto quello che stamattina avete detto e abbiamo detto, a fare la differenza. Quindi a voi va il mio grazie per avermi ascoltato come ultimo intervento della mattinata, che è sempre quello più critico perché poi ci aspetta il pranzo e quindi bisogna stare nei tempi, e se ci chiedono di costruire dei muri, costruiamoli molto molto bassi, okay? Affinché si possa guardare dall'altra parte e magari qualcuno poterlo piano piano far arrivare più vicino a noi di quello che il muro talvolta ci obbliga a tenere, ok? Quindi grazie di cuore, buon lavoro e veramente complimenti per tutto quello che fate ogni giorno. Grazie.
Anche questo intervento è stato molto intrigante. Permettetemi un ricordo personale. Ho iniziato a lavorare in una realtà religiosa che ha cominciato ad operare negli anni 50 per creare delle comunità alloggio per disabili. A quel tempo le persone che venivano accolte venivano raccolte nelle stalle talvolta, perché il disabile, la persona disabile nelle famiglie contadine era una vergogna, era un problema. Le persone, le figlie di quella famiglia rischiavano di non sposarsi se c'era una tara familiare. E pertanto è stata una realtà molto, molto toccante per me. La persona che mi ha accolto era la presidente, si chiamava Marilena, e siccome era una realtà che raccoglieva in maniera importante fondi e solidarietà, e anche in termini di dono, di donazioni, mi diceva sempre una cosa che mi ha fatto ricordare Andrea Romboli. Mi diceva: la prima provvidenza sono le persone. E me l'hai fatto proprio ricordare. Scusatemi questo racconto personale, però mi ha toccato. Volevo anche, prima di passare agli avvisi parrocchiali, agli avvisi della domenica, ringraziare la presenza. Ho visto prima, adesso sono anche non tutti presenti, ma ho visto prima tutti i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali. Ci tengo a dare un saluto formale, perché per noi la parte, diciamo, sindacale è una parte molto importante, dove costruiamo delle cose insieme, altri ponti importanti. Bene, annuncio solo, ma adesso abbiamo delle persone più preparate di me, che nel pomeriggio ci sono 4 workshop. Allora, i workshop ce li descrive Fabio, e invece gli aspetti tecnici del cibo ce li racconta poi Diana, e poi lasciamo libera l'assemblea. Grazie. Sì, molto brevemente. Allora, avete sentito gli interventi stamattina. Oggi pomeriggio avremo proprio 4 workshop che approfondiranno i temi che sono stati trattati. Il primo workshop: buone pratiche di volontariato, che sono presenti nei nostri enti, la risorsa persona, lo ricordava Francesco. Siamo nella capitale europea del volontariato, e oggi saranno presentati proprio delle buone prassi di volontariato raccolte dai vari enti UNEVA. Ci sono quelle premiate, oggi verranno presentate, e sarà presente anche Nicolò Gennaro, che è il direttore del centro servizi di volontariato, che è qui davanti, che così lo conoscerete, che è uno di quelli che si è molto adoperato per fare, era un gesto così, molto adoperato per fare, proprio sostenere il Capitale Europeo del Volontariato Padova, e sarà moderato da Elisabetta Elio, che è la direttore generale della Pio Opera Ceccarelli, nonché consigliere nazionale UNEBA. Poi ci sarà, come si parlava stamattina, un workshop che parla del bilancio sociale. Si è parlato proprio di quello che è importante poter descrivere e poter valutare e poter poi promuovere. Quindi bilancio sociale. Ci sarà il professor Mion dell'Università di Verona, Marco Petrillo, che ha nominato prima il nostro Presidente nazionale, che è Presidente della Commissione Fiscale di UNEBA Nazionale, Thomas Chiaromonte, che è Revisore Legale di UNEBA Veneto, e modererà Fabio Cavicchi, che è il Presidente regionale di Emilia Romagna. Dopodiché avremo delle buone prassi di fundraising. Abbiamo la fortuna di avere con noi proprio 2 esempi e un altro consulente di come si fa fundraising. E riflettendo dai numeri che parlava il dottor Romboli prima,
il fundraising non è qualcosa dove uno si va a cercare il proprio spazio, perché gli spazi che ha descritto lui sono inarrivabili, quindi mi sento di dire che le buone prassi di cui si parla possono assolutamente essere replicate, perché non esiste il rischio che qualcuno porti via i soldi all'altro, perché la descrizione che ci ha dato, anzi ha parlato di fiducia come quindi poi l'associazione UNEBA possa rappresentare e giocare un ruolo di riferimento come se fosse un marchio per poter dire ma questi percorsi, questi processi sono degni di fiducia. Quindi avremo la presentazione di buone prassi della Lega del Filo d'Oro, abbiamo qui presente il Presidente Rossano Bartoli, ci sarà un rappresentante della Fondazione Dognocchi, sarà un'altra buona prassi per il fundraising e ci sarà Riccardo Fede che è un consulente fundraising per piccole e medie organizzazioni non profit, perché al nostro interno ci sono anche realtà di dimensioni più contenute. Il moderatore sarà Giovanni Di Bari, che è il presidente regionale UNEBA Marche. Poi alla fine ci sarà anche un altro trust, un altro workshop che parlerà del trust come strumento al servizio delle persone fragili, quindi non solo le persone risorsa, ma anche conoscere gli strumenti. Il concetto del dopo di noi, sapete, è un concetto molto sentito anche da tantissime realtà che si stanno impegnando e stanno cercando delle buone prassi proprio per poter sostenere dei progetti che spesso rischiano di naufragare una volta finiti i soldi, invece c'è bisogno di avere qualcosa di più consolidato, quindi vedremo delle buone prassi. Ci sarà Giancarlo Sanavio, direttore della Fondazione F3, Famiglia, Fiducia, Futuro, per la loro fiducia che torna, Martina Bruscagnin, che è avvocato in Padova e che è appunto un'esperta di queste realtà, e Francesco Facci, presidente regionale UNEBA Veneto, che avete conosciuto. Il coordinatore sarà Matteo Sabini, che è qui presente, che è il presidente regionale UNEBA Friuli Venezia Giulia. Ecco, poi alla fine ci troveremo qui, eccetera. Adesso Diana vi darà alcune notizie di servizio, perché come avete visto già stamattina e come funzionerà oggi sia nel pomeriggio ma anche a pausa pranzo, dovremo seguire tutta una serie di regole di sicurezza che sono le prime che ci interessano per continuare serenamente la nostra attività. Prego Diana. Allora, per quanto riguarda la pausa pranzo, i primi che andranno in pausa pranzo sono coloro che avranno il braccialetto giallo. La pausa pranzo è dall'1 alle 13:45. Ci sono i ragazzi all'uscita che vi accompagneranno nella sede centrale qui dell'OIC per la vostra pausa pranzo. Coloro i quali invece hanno il braccialetto verde avranno la pausa pranzo dalle 14:15 alle 15. Dovranno aspettare un attimino, siamo fortunati che è una bellissima giornata, quindi potete fare 2 passi nel nostro parco e intanto quindi respirate un po' di aria buona. Oppure abbiamo i nostri sponsor là in fondo. Esatto, ecco un'altra ipotesi di attività. E per quanto riguarda i workshop del pomeriggio, giusto un flash, per il workshop 1 si terrà qui al Palazzetto, il workshop 2 si terrà nella sede centrale, poi i ragazzi vi indicheranno dove, lo stesso il workshop 3, il workshop 4 invece sempre nella sede centrale al primo piano, ma non preoccupatevi che saremo qui a disposizione per condurvi nelle varie sale. Intanto buona pausa a tutti quanti. Ecco, nel networking mi raccomando le distanze, grazie.